Sì. Andiamo? Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. È con grande piacere che oggi presentiamo l'8ª edizione di Call to Action, un evento, un appuntamento importante per tutti gli operatori del turismo, ma non solo, perché negli anni, l'8ª edizione, 8 anni che questo format ci regala grandi emozioni, idee, progettualità. E allora per l'8º anno non potevano mancare i grandi nomi del turismo in Sardegna, di chi il turismo lo costruisce tutti i giorni, gli operatori con noi, i policymaker, l'assessore al turismo Franco Cuccureddu, che ringraziamo e che è il player vero di questo evento, ci ha creduto, l'ha voluto rilanciare, ci propone l'8ª edizione e chissà, magari questa è l'8ª edizione di altre 4 o 5 che accompagneranno il suo mandato. Vi faccio una presentazione di tutti i nostri ospiti per poi lasciare la parola a loro per i saluti. Il programma è molto fitto, avremo una giornata importante, cerchiamo di mantenere i tempi perché siamo in diretta. Ricordo a tutti che è possibile seguire questo evento sui canali dedicati su YouTube e su Facebook, Call to Action, il progetto che ci accompagna da 8 anni. E allora subito la parola e la presentazione a Franco Cuccureddu, assessore del turismo, artigianato e commercio della Regione Autonoma della Sardegna. Franco, sei il vero padrone di casa di questo evento? No, grazie, buongiorno a tutti. No, il padrone di casa naturalmente siete voi, è l'Aerosporto che ci ospita. È un evento che è stato un po' in bilico, sia questo che quello del mais a Cagliari, che faremo nei prossimi giorni, ma non perché non ci fosse la necessità di farlo o la volontà di farlo, ma semplicemente perché, come voi sapete, ogni volta che ci sono appalti complessi e da rimodulare le azioni è sempre un po' complicato la programmazione, però siamo riusciti a realizzarlo grazie a voi, grazie all'aeroporto di Olbia e quindi insomma ci fa piacere che questo diventi un po' il momento nel quale si fa un po' il punto su ciò che è stato questa stagione, ma soprattutto si inizia a valutare le azioni da mettere in campo sia nel breve, quindi già per la prossima stagione, piani fiere che abbiamo definito, azioni di marketing delle quali parleremo, ma soprattutto dell'organizzazione da dare alla governance del turismo in Sardegna. E quindi credo che sia questo un po' l'obiettivo della giornata di oggi e con l'aiuto di tutti speriamo di stasera di andare via con qualche proposta operativa anche da portare avanti. E questo tema, Franco, lo approfondiremo nelle diverse tavole rotonde, negli interventi tecnici, ma tra le tavole rotonde e gli interventi tecnici avremo anche la possibilità di ascoltare direttamente in presenza la voce di uno dei player assoluti a livello nazionale del turismo, l'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic. Ivana, a te. Dovrebbe essere già acceso? Sì. Grazie, buongiorno. È proprio un piacere essere qui con voi oggi. Questo è un momento importante, un momento significativo dove non solo fare un po' il punto della situazione, ma anche guardare in prospettiva. Tutti parlano di turismo, però poi quando bisogna mettere concretamente a terra le azioni, se non ci si confronta e se non si cerca di andare un po' insieme facendo anche, come dire, massa critica, diventa difficile perché la competizione a livello internazionale e globale è sempre molto alta e quindi noi come Eni cerchiamo per quanto è possibile di essere di supporto in primis alle nostre regioni, ai nostri comuni, ai territori e ovviamente anche agli operatori privati. Su questi temi, Ivana, torneremo nell'intervista che inizieremo a breve per approfondire la prospettiva dell'Enit rispetto al mercato italiano, al mercato internazionale e quante cose potremo fare insieme per valorizzare la Sardegna. Grazie Ivana. Silvio, abbiamo detto il padrone di casa Franco per il format, ma il padrone di casa per tutto ciò che abbiamo realizzato in questi 8 anni è la GEASAR, Silvio Pipobello, amministratore delegato di GEASAR, ma anche dell'aeroporto di Alghero. Sì, grazie. Diciamo, padrone di casa logistico, diciamo così, no? Perché poi il contenuto è dato da tutti quelli che partecipano a questi lavori, che sono un po' scioccato perché quando tu hai detto 8 anni, in effetti sono passati 8 anni da quando abbiamo iniziato il primo webinar di questo tipo
e credo che abbiamo contribuito, secondo me, a formare anche un po', insomma, delle idee, a mettere le cose nei binari giusti, no? È importante parlare, no? È importante fare, perché insomma siamo tutti impegnati nel fare. Però ogni tanto un momento di riflessione ci vuole. Questi sono dei momenti di riflessione importantissimi che ci danno la possibilità non solo di fare il punto della situazione, come diceva l'assessore Cucureddu, ma anche di prospettare un po' il futuro. Quindi dobbiamo vedere quello che è successo e progettare quello che dovrà essere. E direi che, se posso dire due parole su quello che è successo, no? Dal nostro punto di vista diciamo privilegiato come aeroporti del Nord Sardegna, Alghero e Olbia, diciamo che partiamo da una base che direi positiva, perché i numeri dei nostri aeroporti ci dicono che i flussi stanno aumentando. Quest'anno l'aeroporto di Olbia registra un incremento del 18%, credo che sia l'incremento di passeggeri più elevato in tutta Italia, quindi rispetto a tutti gli altri aeroporti. L'aeroporto di Alghero anche, un incremento del 6%, perché per Alghero non è cosa scontata. Quindi cosa positiva, e non solo, una cosa diciamo, ancora più positiva dell'incremento dei flussi, perché poi l'incremento dei flussi poi porta anche a dei problemi, no? Magari ne parleremo probabilmente durante il convegno, perché se non siamo preparati a ricevere i flussi è un problema. Invece una cosa positiva che non è direttamente collegata alla capacità turistica dell'isola è che abbiamo notato un'attenuazione della stagionalità, perché a Olbia, ad esempio, abbiamo avuto un incremento limitato a luglio e agosto, questo dovuto anche alla saturazione diciamo, generale, no? Non solo delle strutture aeroportuali, ma soprattutto anche delle infrastrutture turistiche, no? Sappiamo che sono stati chiusi, il numero chiuso, eccetera, eccetera. Mentre abbiamo avuto un incremento a 2 cifre nei periodi di spalla. Quindi ecco, questo ci fa ben sperare, vuol dire che ci stiamo evolvendo, c'è un'evoluzione positiva in questo settore, che è un settore trainante, che è sicuramente il settore forse più importante dal punto di vista industriale della nostra isola. Ci sono tante cose che poi potremmo dire sulle prospettive, no? Avete sicuramente letto il progetto che è sposato, anzi partito quasi dall'assessore Cucureddu per fare delle connessioni intercontinentali con gli Stati Uniti. Questo è un progetto importante che stiamo portando avanti diciamo, con un grande impegno. Non è assolutamente facile, ci sono i numeri, ma ci sono anche delle difficoltà nel settore del trasporto aereo dovuta a una capacità di trasporto limitata da vari fattori. Quindi le nostre interlocuzioni con i vettori importanti degli Stati Uniti hanno portato appunto a questo risultato. Non sarà per il 2025, ma io credo con una buona probabilità per il 2026 potremo avere dei collegamenti intercontinentali che si aggiungono a quello che sapete abbiamo con Dubai, che quest'anno... Regalaci qualche numero sul collegamento con Dubai. Intanto è andato molto bene, ha una caratteristica importante che è un collegamento che ha un profilo molto alto, infatti non si trova mai posto sulla business class, mentre si può trovare posto sulla economy. E quest'anno, il prossimo anno, il 2025, stagione 2025, verrà ampliato in termini di diciamo, periodo. Quindi vuol dire che insomma, i nostri interlocutori sono soddisfatti della scommessa vinta, perché è stata una grande scommessa fatta qualche anno fa sulla base di dati certi. Sì, è una scommessa. Diciamo che
possiamo dire che a Olbia c'è quasi caduta fra le braccia questa cosa qui, che era stata inizialmente curata dall'aeroporto di Cagliari, poi per varie vicissitudini, insomma, il vettore ha pensato di trasferire il volo su Olbia, ed è stata una loro scommessa molto riuscita. Noi abbiamo cercato di agevolare il più possibile con i servizi di qualità questa idea, e sta andando molto bene. Ottimo, grazie Silvio, e poi noi ci rivedremo nella tavola rotonda di questo pomeriggio dedicata alle DMO, e quindi avremo modo di approfondire ancora questi temi. Lucio Murro, presidente del comitato tecnico scientifico di Call to Action, il vero motore di questo format, l'ha plasmato ormai 8 anni fa, ci ha creduto oltre ogni modo in tutti questi 8 anni. Lucio, godiamo di ottima salute, No, però abbiamo siamo ancora fatto- qua. Grazie Antonio, ma abbiamo fatto un gran lavoro insieme. Qua di fronte a me c'è Francesco Morandi, che insieme a te occupava le poltrone più alte dell'assessorato ai tempi, e fu vostra l'idea di costruire un appuntamento fisso legato proprio all'evoluzione, alla misurazione, al racconto del turismo. Noi in questi anni, grazie a un comitato scientifico importante, oltre te e me, tutti. esatto, il professor Fancello che è qui presente, Gianluigi Tiddia che vedete laggiù in fondo, Maria Elena Rossi di Enit, che oggi non è con noi ma è con noi come spirito certamente, e Robert Piattelli. Questo comitato ha costruito pian piano una serie di cose importanti. Abbiamo lasciato dei contenuti importantissimi su YouTube, andate a vedere il canale, è un canale ricchissimo di contenuti. In questa edizione, scusateci, l'abbiamo fatta un po' di corsa, grazie alla struttura di Antonio Atiplas siamo riusciti a portarla a termine, perché effettivamente la nostra struttura di JASA non era in grado quest'anno di arrivare a un risultato decente. Quindi grazie a te Antonio per il lavoro che hai fatto. Devo dire che quest'anno la cosa veramente rilevante è stata quella di puntare molto sui dati. Naturalmente è molto importante discutere, fare considerazioni, però avere una base dati fondamentalmente solida è davvero la scommessa di quest'anno. Allora, oggi abbiamo con noi 3 grandi aziende che producono dati, quindi non parleremo solo di sensazioni, non parleremo solo di dati sul traffico aeroportuale o portuale, ma parleremo anche di quello che è avvenuto non solo in Sardegna ma nel Mediterraneo. Quindi abbiamo la possibilità di discutere con Querio, una grande società che estrapola dati su internet, un'altra bellissima realtà che è The Data Appeal, ormai a livello internazionale, insomma, super riconosciuta, e poi i principali dati che arrivano dal mercato tedesco, con un appuntamento fisso con il nostro Dirk Schmucker, che abbiamo avuto con noi già altre 2 volte sul Call to Action, e ci racconterà dati di prima mano su come si muovono i tedeschi, che come sapete sono il nostro primo mercato, quindi dobbiamo guardare a loro con molta attenzione. Buon lavoro a tutti e di nuovo grazie per la partecipazione. Grazie Lucio, iniziamo allora con le nostre sessioni e subito ci diamo una prospettiva per il turismo, parlando direttamente con l'amministratore delegato di Enit e con l'assessore al turismo. Iniziamo con Ivan. Sei qua con noi, c'è grande attesa, perché poi da più parti noi monitoriamo i social quando pubblichiamo i nostri programmi, e devo dire la verità, la curiosità per averti qua in presenza. Tutti ci dicevano ma sarà a distanza, mi detto no, ci tiene talmente tanto la Sardegna che sarà in presenza con noi, sarà con l'assessore in presenza, anche sulla presenza di Franco, ma è troppo impegnato, l'abbiamo visto in un'immagine ma doveva essere da un'altra parte. Ho detto ma alto così com'è non può passare inosservato, quindi tranquilli, è qua con noi. Riprendo quello che ci diceva l'amministratore delegato all'aeroporto, collegamenti internazionali. Partiamo da qua. Siamo dentro un aeroporto, questo aeroporto ha numeri sicuramente performanti, ma lo sono un po' tutti gli aeroporti della Sardegna performanti in questo momento. Poi lo approfondiremo col collega Gianfranco Fancello per vedere esattamente le tendenze. Abbiamo parlato di un grande progetto, gli Stati Uniti e i collegamenti fortemente voluti dall'assessore Cucureddu, che potrebbero darci nuove connessioni, ma anche cavalcare una tendenza. Gli americani quest'anno, lo vedremo poi nei numeri, hanno segnato in modo positivo l'andamento della stagione turistica in modo molto qualificato. L'assessore ci vuole credere, siamo tutti pronti. Qua l'ingegnere ce lo ricordava prima, l'aerostazione qualche anno fa è stata adeguata, tutti gli aeromobili o quasi tutti possono atterrare ad Olbia perché la pista ormai lo consente, quindi perché no, magari sogniamo un collegamento continuo.
Enit come vede questi collegamenti internazionali, che cosa state facendo voi e perché la Sardegna potrebbe ambire ad una fetta importante del mercato americano? Ma allora, intanto io ci tenevo a essere qui banalmente perché la Sardegna è una delle regioni che amo di più in assoluto e quindi, come dire, è uno di quei posti nei quali quando torno mi sento a casa. Quindi è sempre un piacere. E vi dirò di più, fuori stagione mi piace anche di più. La confusione, infatti ho smesso di venirci l'estate, lo raccontavo stamattina all'assessore, troppo casino. E invece queste opportunità fuori dai momenti caotici sono il momento in cui ti godi l'isola, vedi le persone, non solo i turisti, e quindi, come dire, se devo muovermi lo faccio più che volentieri. Tra l'altro la Sardegna ha fatto un grande passo in avanti in questi ultimi anni per quanto riguarda sia la parte delle infrastrutture e certamente l'allungamento della pista fatto anni fa ha permesso a tantissimi vettori, comprese le low cost, di poter atterrare. Questo già di base significa poter avere una serie di interconnessioni necessarie e preziose. Noi lo stiamo vedendo, dopo la pandemia in questi ultimi 2 anni il mercato straniero copre oltre il 50% degli arrivi e delle presenze a livello complessivo. Il nostro primo mercato a livello extraeuropeo è quello statunitense. I dati ci parlano ancora di un ritardo soprattutto sulla parte asiatica, che sta facendo fatica comunque a riprendere i flussi come erano prima della pandemia, ma ovviamente poi c'è tutta la partita del mercato europeo. In testa, come sempre, c'è la Germania, ma segna numeri estremamente importanti, per esempio anche la Francia, la Spagna. Sul Est Europa, la Polonia sta dando dei risultati davvero incredibili. I numeri stanno aumentando moltissimo. L'ambizione di avere un collegamento con gli Stati Uniti? Perché no? Perché no? Io credo che si debba essere ambiziosi, si debba provare a buttare il cuore al di là dell'ostacolo e anche a innestare. Qui il pubblico ha un ruolo importante perché chiaramente il sostegno su certe operazioni deve passare necessariamente per il pubblico, che intanto deve avere una visione. E quindi evviva che finalmente qualcuno abbia una visione e abbia una prospettiva, partendo dal fatto che siamo il sistema Italia e quindi, come dire, non siamo esseri che fluttuano nell'etere in forma solitaria, ma siamo comunque frutto di un ecosistema complesso che è quello del sistema paese, quindi soprattutto sui mercati extraeuropei si sceglie intanto di andare in Europa, poi si sceglie di andare in Italia e alla fine si sceglie di andare in una determinata regione. Questo avviene a livello internazionale. Noi invece a volte abbiamo pagato lo scotto di immaginare che la nostra competizione dovesse essere solo con il vicino, solo all'interno dei confini nazionali. Invece ci rendiamo conto che i livelli sono molto cambiati e quindi si va veramente per macro aree, cioè l'asiatico sceglie in quale continente andare a viaggiare e poi declina in più fasi il proprio viaggio, che non vuol dire neanche poi visitare un unico paese, ma spesso e volentieri chi fa viaggi molto lunghi, prendiamo i sudamericani ad esempio, che scelgono di fare soggiorni anche di 3 settimane o 4 settimane, in realtà attraversano più paesi in Europa e quindi, come dire, non dobbiamo avere paura perché passano per la Francia oppure si collegano con la Spagna. No, evviva, cioè il turista nel momento in cui viaggia non ha la percezione dei confini e dei limiti che invece noi spesso ci diamo e quindi, come dire, ogni sorta di contaminazione con gli altri paesi, quindi la possibilità di avere dei voli diretti che siano a livello europeo ma anche extraeuropeo è sempre per noi una grande opportunità, perché poi arriva Olbia, si fa i suoi giorni in Sardegna,
nessuno gli vieta di fare una punta a Venezia piuttosto che a Palermo, piuttosto che in un altro paese europeo e l'inverso. Diciamo che se proprio dobbiamo stare a cavillare, a cercare un elemento sul quale porre l'accento e l'attenzione, magari se riusciamo cerchiamo di agevolare dei percorsi dove il turista l'ultima tappa la faccia nel nostro paese, perché i dati ci insegnano che l'ultimo posto nel quale il turista sta prima di rientrare a casa sua è il posto dove spende di più, perché tutto quello che gli è rimasto tende a consumarlo all'ultimo momento. E quindi se proprio dobbiamo stare a discutere, lasciamoli girare all'inizio altrove e poi alla fine facciamoli venire da noi e da noi ripartano. Grazie Ivana, quindi Franco, abbiamo avuto l'ok anche da Enit, ci supportano, possiamo avviare questi collegamenti internazionali, puntiamo all'ultimo miglio, quindi cerchiamo di avere con noi i turisti perché spendano quello che gli è rimasto in tasca e vivano bene l'esperienza. Come si sta posizionando la Sardegna? Ci parlava di visione prima. Lo so che tu ci potresti raccontare la visione per l'assessorato e per la regione in ambito turistico per le prossime 2 settimane, però ti chiedo di condensarla in qualche minuto e provare ad agganciarci alle opportunità di Enit. Allora, innanzitutto io sono sempre in forte imbarazzo perché in tutte le occasioni in quali è capitato anche di recente proprio al forum organizzato dal Ministero del Turismo a Firenze, appena ci siamo seduti nel talk, il conduttore allora era Nicola Porro, ha detto l'assessore al turismo Franco Cucureddu, parliamo di trasporti. Quindi il problema è sempre questo, che sembra che io voglia sottrarre delle competenze alla mia collega, peraltro molto, molto capace, molto brava, che sta impegnando anche tanto, cosa che io non voglio, e quindi cercherò di non parlare di trasporti in maniera diretta, ma è evidente che sono 2 settori assolutamente interconnessi, soprattutto per chi vive come noi in un'isola. Ora, i nuovi collegamenti, il bando che l'assessorato al turismo di concerto, o che l'assessorato dei trasporti di concerto con l'assessorato al turismo sta mettendo in campo e che sono contribuzioni forse non così importanti, soprattutto per voli di lungo raggio, però ci hanno consentito di avere una serie di relazioni, grazie anche ai gestori degli aeroporti e all'amico Silvio Pipobello in primis, per capire se c'è interesse o meno verso la Sardegna. Ecco, quello che possiamo dire è che l'interesse c'è ed è forte, sono almeno 3 le compagnie interessate al collegamento con gli Stati Uniti, ma vi potrei parlare del collegamento con Istanbul e con tanti altri collegamenti intercontinentali, che ci chiedono informazioni, ci chiedono dati, ci chiedono presenze, e le presenze sono assolutamente un elemento in crescita. Oggi non parlerò di numeri perché daremo i primi numeri il 5 giovedì prossimo a Oristano, dove faremo una riunione con tutti i sindaci che hanno problemi di overtourism, quindi soprattutto le sindache da noi hanno intrapreso questa strada. Non so se sia una casualità, ma io sono stato sindaco tanti anni e vi devo dire che firmare un'ordinanza nella quale si limita o si vieta l'accessibilità a un sito, insomma, è una firma costosa, anche perché molti che hanno venduto, vi faccio l'esempio di Stintino, ci sono persone che hanno acquistato una villa per una settimana spendendo migliaia, in alcuni casi una decina e qualcosa di migliaia di euro per l'affitto, perché la villa era a 50 metri dalla spiaggia, però in quella spiaggia per una settimana non sono mai potuti andare, perché c'era il numero chiuso, se non si svegliavano. Vi lascio immaginare le recensioni sulla Sardegna, non sul sindaco di Stintino o la sindaca di Stintino. Quindi va sicuramente preservato, in primis la sostenibilità ambientale è importante, però c'è anche da preservare l'immagine della Sardegna. Per questo il 5, e con grande anticipo rispetto alla prossima stagione, faremo il punto sulle volontà, io immagino che ci siano, di chiudere, di limitare l'accessibilità almeno alle perle della Sardegna. Ripeto, guarda caso sono quasi tutte i sindaci donne, quella di Stintino, quella di Santa Teresa, Nadia, quella di San Teodoro, quella di Dorgali, insomma l'hanno chiuso Impostu, Calaluna, Rena Bianca, Calabrandinchi, La Pelosa, insomma. Non so se anche quella di Domus de Maria abbia intenzione di chiudere Chia, però Tuerredda penso, anche lì è una sindaca,
un medico, sì. Insomma, non so se siamo più coraggiosi o abbiamo una maggiore sensibilità ambientale, ma è sicuramente probabilmente solo una coincidenza. Fatto, diciamo, al di là della curiosità, daremo qualche dato, e questi dati ci dicono che ancora una volta abbiamo un incremento in doppia cifra del mercato americano. Lo scorso, il 23 sul 22, abbiamo avuto il 36% di incremento, e sull'area di Cagliari il 41%, quindi paradossalmente, forse perché partivano da numeri molto molto bassi, quindi insomma la percentuale è meno significativa rispetto al nord, però stiamo parlando di incrementi che nessun'altra provenienza ha fatto registrare, quindi c'è interesse da parte delle compagnie, perché se c'è il mercato evidentemente il servizio consente di E essere dopo avremo un offerto. riscontro agli albergatori, perché avremo rappresentata tutta la Sardegna con i principali gruppi che operano nell'isola, e quindi magari cercheremo anche di vedere con loro come questi americani arrivati in Sardegna poi si sono Certo. compenetrati con la realtà Però alberghiera. quello che a noi interessa, adesso, al di là delle provenienze, è il fatto di essere un'isola, e quindi poter in qualche maniera gestire i flussi, anche se sappiamo che ormai sono governati dal mercato, ci consente anche di avere una minore pressione sul famoso overtourism. Parleremo anche di questo, nel senso che già i prezzi stessi scoraggiano le presenze in determinate settimane. Purtroppo li stanno scoraggiando anche in questo prossimo festività di Natale e Capodanno, perché veramente abbiamo toccato dei prezzi per il trasporto, ma ahimè anche per l'ospitalità, nel settore ricettivo, che sono veramente eccessivi nello spirito che la Regione vuole portare avanti, che è quello di dimostrare attraverso queste azioni, che sono veramente impegnative sia dal punto di vista organizzativo ma anche finanziario, il fatto di sostenere eventi, il Capodanno in piazza, non ha lo scopo soltanto di spostare dei flussi, certo anche quello, e anche quelli interni, devo dire, ma ha un altro obiettivo strategico, che è quello di far percepire la Sardegna, ne parlavo proprio stamattina con la dottoressa Jelenic, di far percepire la Sardegna come una regione che non chiude il 1° ottobre e riapre le porte il 1° maggio, ma che ha motivi di interesse, è attiva, attrattiva, viva e accogliente per tutti i mesi dell'anno. Chiaramente non abbiamo la possibilità di canalizzare flussi sempre, quindi ci siamo concentrati con una strategia finalizzata a accendere i riflettori sulla Sardegna per una settimana al mese. Come l'abbiamo scelta questa settimana? Ovviamente in quella settimana nella quale c'è una maggiore propensione al viaggio e una maggiore propensione alla spesa. Capodanno si spende naturalmente un pochino di più, così come per il Carnevale, quindi febbraio avremo i carnevali, quelli tradizionali, che promuoveremo con una importante azione come questa che facciamo per il Capodanno, dove abbiamo spazi sulle televisioni nazionali, sulla RAI soprattutto, con un bello spot emozionale. Non diremo quali saranno i cantati presenti, lo rimanderemo ad altre comunicazioni, però sarà uno spot fatto dal regista Gio Marassi che manderemo sulla RAI poco prima dei telegiornali TG1, TG2, TG3 nelle prossime settimane. E questo lo ripeteremo poi per una settimana a febbraio, quindi per i carnevali, poi per le settimane sante, poi per i ponti di aprile, in maniera tale che diamo questa opportunità. È chiaro che questo lavoro ha un senso se tutti operano per raggiungere lo stesso obiettivo. Noi con l'extra alberghiero siamo certi che se c'è domanda le strutture vengono aperte, sono attive. Sull'alberghiero abbiamo qualche problema in più, nel senso che il Capodanno si fanno principalmente nelle grandi città. Sono 17 i comuni che hanno partecipato al bando, sono stati tutti finanziati, 5 saranno i Capodanno di serie A, chiamano di fascia A, quelli che hanno un piano di sicurezza superiore ai 10.000 spettatori, che sono Olbia, Alghero, Castelsardo, Sassari e Cagliari, e 12 sono quelli minori, tra virgolette minori, perché abbiamo poi artisti ad Orgali come Max Gazzè, insomma abbiamo comunque artisti nazionali di alto livello, nazionali ed internazionali, perché molti hanno fatto la scelta
dell'internazionalità. Per questo, ripeto, ha un senso la strategia se anche i servizi vengono offerti. Qui vi vorrei raccontare, se ho ancora un minuto, solo un episodio legato a un tour operator, Corendon, che probabilmente conoscete, che faceva 4 voli col suo aereo per 1000 persone complessivi, 3 tutti olandesi, 3 da Amsterdam ed 1 da Maastricht, quindi il mercato anche un po' quello belga. Questo operatore turco di nascita, proprio a 1 anno si è trasferito in Olanda, allora ero sindaco, mi incontrò e mi disse: noi portiamo 1000 persone a settimana, 1000 olandesi a Castelsardo, nelle varie strutture, però io vorrei fare un altro tipo di lavoro, cioè quello di acquistare delle immobili piccoli, monolocali possibilmente, da vendere solo a persone che abbiano compiuto i 75 anni, con diritto di prelazione. Io non ci guadagno dal venderli, però so che se passano l'inverno qui, lui ce l'ha anche alle Canarie, alle Baleari e in qualche isola greca, io vendo i servizi, non ci guadagno dall'immobiliare. L'immobile lo riacquisisco io e lo rivendo, però vendo i servizi, quindi vendo l'aereo, vendo il transfer e tengo aperti gli alberghi, perché se poi durante le vacanze il nipote viene a visitare il nonno o i figli e così via, mi mantengo aperte le strutture. Però mi disse: chiedo una sola cosa al comune, che i ristoranti e i bar rimangano aperti tutto l'anno e che almeno un evento alla settimana, per quelli che staranno qui una settimana, venga fatto senza barriere linguistiche. Quindi è inutile che mi fate la cosa teatrale in italiano, perché questi rimangono così, non capiscono niente. Quindi alla fine le richieste da parte dei grandi tour operator, sfruttando la nostra posizione geografica al centro del Mediterraneo, quindi c'è la possibilità di scambi, io acquisto la casa qui ma voglio fare una settimana alle Baleari a costo zero di ricettività ma pagando il volo, questo vendeva anche questa possibilità. Quindi abbiamo le caratteristiche per farlo, serve crederci e serve insomma garantire servizi anche basilari, se volete. Grazie Franco, tante belle notizie. Ivana, abbiamo una strategia definita, una visione, abbiamo in campo strumenti di comunicazione evoluti, stiamo creando prodotto, lo facciamo con dei flash importanti su eventi significativi nel corso dell'anno, non tiriamo solo la pallota alla stagione, perché come tu hai detto si può vivere bene in Sardegna anche lontano dal mare, pur essendo il mare un prodotto di punta per noi. Enit come ci aiuta in tutto questo e che cosa può essere valorizzato in una delle tante iniziative che voi state portando avanti? Intanto l'attività prevalente di Enit è quella della promozione dell'Italia all'estero. Quindi, partendo dal presupposto che noi abbiamo 28 sedi nel mondo che sono a disposizione delle regioni laddove vogliono fare su i mercati dove siamo presenti delle attività, noi siamo in grado di mettere a disposizione tutta il nostro know-how, le nostre sedi, il nostro personale, e quindi già questo, come dire, è un supporto Stato su Stato direttamente in loco su alcuni territori, e soprattutto quando parliamo di realtà lontane da noi è estremamente significativo. Un altro elemento che io ritengo essere importante, che Enit vuole continuare a fare in maniera sempre più intensa, è tutta l'attività anche di selezione dei buyer, ma anche dei giornalisti che poi vengono invitati e vengono, come dire, portati a scoprire i nostri territori, perché possano poi o da un lato farci avere un ritorno in comunicazione significativo, e spesso questo anche proprio nei confronti del consumatore diretto, perché poi c'è bisogno anche di creare un movimento d'opinione in determinate località dove si parli di una destinazione, ma dall'altra parte anche quello di portare operatori qualificati provenienti da alcune aree del mondo che vengano a scoprire il territorio, che perché no possano incontrare anche gli operatori e quindi creare dei momenti reali estremamente operativi, oltre tutto il supporto che Enit è in grado di dare, insomma, sulle tematiche più svariate, quindi dalle presenze in fiera ai momenti di relazioni. Anzi, con l'occasione vorrei invitare, perché stiamo anche cercando un po' di ampliare, no? Il nostro raggio d'azione, cioè non facciamo sempre le solite cose che abbiamo sempre fatto, ma cerchiamo di aprirci anche a
elementi un po' più innovativi, perché oggi il turista lo intercetti anche nella misura in cui gli dai dei temi per i quali sceglie di andare in una certa località e sceglie di andare a fare vacanza lì. Non sempre sono quelli che noi ci aspettiamo. Riuscire a indurre in qualche modo una domanda lo fai anche ponendo degli stimoli che magari non ti saresti immaginato. Su questo noi abbiamo deciso di partecipare l'anno prossimo, è una novità che vi annuncio assolutamente in anteprima, a una fiera che verrà fatta i primi di marzo a Milano, dove è la seconda edizione di una fiera che si occupa del turismo dei sport da racchetta, trasversalmente. Sapete che questo è il grande momento del tennis, momento del paddle, per appassionati e non, guardo Lucio in maniera del tutto casuale, e quindi, come dire, è un tema che sta prendendo piede in maniera significativa. Non solo come elemento sportivo che appassiona per i giovani piuttosto che per i meno giovani, sapete, il fenomeno Sinner ha riacceso i riflettori sul tennis come non accadeva, insomma, per uno sport veramente da tantissimo tempo. Ma qual è l'intuizione? E quindi già la prima edizione ha visto una contaminazione, da un lato, del mondo prettamente sportivo, quindi di chi produce attrezzature, ma c'è stata subito una presenza anche di operatori del turismo. E quindi noi abbiamo deciso, e anche i paesi stranieri hanno cominciato a interessarsi, cioè il main sponsor per il 2025 vuol farlo la Spagna. E allora noi abbiamo detto, e mica siamo i figli della serva, e quindi anche noi come Enit saremo partecipi all'interno di questo contesto. Ovviamente la nostra sarà una presenza più di carattere istituzionale, poi magari le regioni vedranno se per loro questo, come dire, è un trend. La Spagna ovviamente si porta una serie di regioni e una serie di operatori, che è un po' l'attività che noi facciamo all'estero e non in Italia, però sicuramente vogliamo utilizzare quel momento per invitare gli assessori del turismo, per discutere con loro anche di tutta l'area del turismo sportivo e quindi, come dire, utilizzare questo momento in una tematica, come dire, che se non me lo avessero proposto, vi confesso, di mio non ci avrei pensato, ma in realtà è un tema, perché magari ci sono turisti che scelgono una località anche in base alle attrezzature sportive che sono in grado di mettere a disposizione, ma questo ricade però in maniera favorevole anche per i cittadini, perché spesso i due temi non sono disgiunti, cioè una località tanto è più attrattiva quanto è in grado anche di offrire una qualità di vita ai propri cittadini in maniera adeguata. Cioè il turista o sceglie la modalità box, dove stai all'interno di un contesto, per fare un esempio che tutti conosciamo, modello villaggio Sharm el Sheikh, entri e dentro c'è tutto e non hai proprio l'esigenza di uscire, oppure ti piace andare in una località dove sì, trovi tutto a livello ricettivo, però hai la possibilità anche un po' di vivere il contesto nel quale stai. Se no, qual è la differenza dello stare in Spagna piuttosto che in Tunisia, in Sardegna piuttosto che in un'isola della Grecia? Cioè c'è un'autenticità che passa anche per le popolazioni, che passa per elementi caratteristici locali nei quali uno in qualche modo si identifica e trova anche delle opportunità. Tante belle notizie, Ivana, siamo coinvolti in ogni cosa che hai detto, ci ritroviamo. Franco, abbiamo solo da sensibilizzare tutti, anche perché la Sardegna generalmente risponde bene alle sollecitazioni. Il problema vero è dare la continuità che abbiamo visto prima, a volte ci fermiamo dopo i 6-7 mesi, qualcuno è arrivato fino a 7 mesi, poi sarà bello vedere con gli operatori del ricettivo perché qualcosa si ferma, come possiamo andare oltre, con l'idea però che ogni stagione ha il suo prodotto e magari con tutti questi stimoli possiamo realmente costruire, forse non i 12 mesi all'anno, ma ce ne basterebbero 9 fatti bene, forse 10. Che cosa possiamo chiedere ad Enit per far volare ancora di più questa strategia che hai in mente? Ma intanto fatemi dire, proprio come strategia, è forse anche una notizia questa, perché lo sappiamo solo io ed Ivana finora, che la Sardegna rientra in qualche misura all'interno del piano nazionale di Enit. Lo fa
e lo faremo con gradualità, nel senso che il piano fiere che abbiamo approvato, che prevede 29 eventi fieristici, oltre a una serie di altre iniziative, workshop e così via, 6 di questi 29 li faremo accogliendo le proposte dell'Enit, ma forse anche 7 sulla VTM di Londra stiamo ragionando se convenga o meno, ed è un ragionamento che naturalmente svilupperemo assieme agli albergatori. Poi insomma tutto il piano fiere viene naturalmente valutato agli operatori, è inutile che facciamo una fiera salvo che non si tenda a sondare nuovi mercati, sperimentare, se poi non partecipa chi deve commercializzare il prodotto. Quindi 6 fiere, tra le quali alcune nuove, del tutto nuove, mercato indiano, Mumbai, Belgrado, sono fiere, mi diceva l'amministratore, che anche per l'Enit sono insomma sperimentazioni. Ora, qual è il tema? Sardegna Enit, Sardegna Italia, che la Sardegna rispetto a tutte le altre regioni italiane ha una particolarità. È un'isola, anche la Sicilia lo è, col ponte lo sarà meno, ma la Sicilia è comunque connessa al sistema Italia, nel senso che anche a Firenze, che ho citato prima, si parlava di connessioni ferroviarie, il 42% si diceva dei turisti raggiunge la meta col treno. Ecco, noi siamo assolutamente disconnessi col treno, ma siamo anche disconnessi da una rete aerea nazionale. Nel senso che se voi oggi andate a cercare su un'OTA che vende voli aerei, vola gratis, piuttosto che last minute, provate a cercare un volo da qualunque paese europeo per Cagliari o per Olbia, vi dirà non è possibile, perché Aero Italia non ha accordi, non ha sottoscritto accordi con queste compagnie. C'è su Alghero lo trovate perché ITA c'è. Però il paradosso qual è? Che oggi se qualunque turista fai da te, diciamo, che non passa tramite agenzie, prenota, è molto più facile raggiungere l'Italia, la Sardegna, passando per Barcellona, vi danno 2 voli, o passando per Madrid, o passando per Parigi, che non passando, per la prossima estate parlo, per la summer, che non passando per l'Italia. Quindi Enit promuove il prodotto Italia, con delle connessioni che facilitano queste mobilità, ma noi siamo al di fuori. Se poi Enit, insomma, il Ministero del Turismo, come giustamente dico, come segmento di punta alle città d'arte, abbiamo la Venere di Botticelli, ringiovanita e rimodernata, ma è lei, cioè, che è l'immagine dell'Italia, il David di Michelangelo che insomma, abbiamo esposto nelle fiere. Ecco, noi siamo forti su un target che non è il primo segmento dell'offerta turistica italiana, cioè le città d'arte, siamo molto forti su un altro prodotto, che è quello del marino balneare. E nel marino balneare siamo in grado di competere con i più grandi player internazionali. Io, a proposito della fiera di Dubai, che c'è stata ad aprile, mi pare, di quest'anno, o a maggio, primi di maggio, si ha ragione, dove abbiamo fatto anche una conferenza, presentato il volo, ci hanno messo, l'Enit era in un padiglione e noi ci hanno messo a fianco alla Maldive, Seychelles, Polinesia francese, tutti i grandi player. Noi forse casualmente avevamo delle immagini spettacolari e si avvicinavano a chiedere della Sardegna persone che tutti gli anni andavano a fare la vacanza a Bali, alle Mauritius e così via. Le Seychelles hanno puntato solo sul sott'acqua. Noi abbiamo puntato su quello che diceva prima Ivana, cioè sui secondi, terzi elementi motivazionali della vacanza. Cioè dove il mercato in quel padiglione era quello marino-balneare, sì, possiamo competere sulle trasparenze, sulla bellezza delle spiagge, possiamo competere alla pari. Ma qual è il vantaggio competitivo che abbiamo rispetto alle Maldive? Che se lì capita una settimana di cielo coperto, ti giri i pollici per 24 ore in una stanza, sì, sul mare, ma sul mare grigio. Da noi, se ti capita una settimana di maestrale, qui forse più di Levante in Gallura, da noi più maestrale, hai delle alternative, hai il
più importante concentrazione, densità di monumenti preistorici al mondo, da promuovere, da valorizzare. Adesso speriamo che col riconoscimento da parte dell'UNESCO, incrociando le dita, abbiamo l'80% di possibilità, l'Domus de Janas dovrebbe avvenire a luglio, avremo anche un altro importante elemento per promuovere, ma abbiamo la gastronomia, abbiamo l'escursionismo, abbiamo tanti elementi che sono prodotti autonomi a trattori in altre stagioni, ma sono complementari, e quindi a chi deve fare una valutazione servono a valutare anche come secondo, terzo, anche sui quarti elementi di motivazione della vacanza, anche quel fenomenale attrattore che è il mare. Quindi dove competiamo con gli altri player faremo le fiere da soli, ovviamente, promuovendo la Sardegna. Dove invece viene cercata la Sardegna all'interno dell'Italia, non ha senso che facciamo due padiglioni separati, e quindi andremo assieme all'Enit, e io credo che gradualmente la quantità di fiere, di azioni promozionali, non sono solo le fiere, stiamo facendo le azioni promozionali di digital marketing, di comunicazione, di eventi fuori fiera, insomma, piuttosto ricca e anche abbastanza originale, devo dire. Quindi dicevo, lo faremo sicuramente ampliando le sinergie con Enit. Devo dire che la prima volta che ci siamo incontrati qualche mese fa in una riunione proprio al Ministero, è ritornata la Sardegna in Italia, la prima riunione che abbiamo fatto, ma lo facciamo non perché lo facciamo perché riteniamo che sia giusto e che sia conveniente per gli operatori sardi farlo. Grazie Franco, grazie Ivana. Come vedete, tante belle notizie, una prospettiva sicuramente interessante per tutti gli operatori. Qua presenti ne abbiamo tanto, io vedevo i numeri anche delle persone collegate con noi, stiamo crescendo in termini di audience in questo momento, quindi Franco, ci stanno ascoltando in tanti. Ivana, grande responsabilità, sono sicuro che vedete che c'è perfetta sintonia, che da questa collaborazione nasceranno nei prossimi mesi tante altre iniziative, quindi ora sta a noi, tutti insieme come sistema, dare una risposta adeguata. Ivana, grazie. Franco, grazie. Chiamo adesso con me i due colleghi del comitato scientifico, Gianfranco Fancello e il nostro insopportabile alias Gianluigi Tiddia, o il contrario Gianluigi? Lucio? Scusate, una comunicazione importante e riservata. C'è in corso un'esercitazione. Non succede niente, naturalmente, avremo qualche annuncio particolare. Una raccomandazione però veramente importante è: non fate riprese, perché la polizia si è raccomandata, non è possibile fare riprese durante l'esercitazione, d'accordo? Quindi se doveste uscire anche per un minuto fuori, evitate di utilizzare il cellulare e riprendere in qualsiasi modo, altrimenti potrebbero esserci qualche problema, d'accordo? Grazie Lucio, grazie. La sicurezza ci accompagna sempre. Allora chiedo a Gianluigi, che è già in posizione, Gianfranco in posizione, abbiamo con noi i player del sistema dell'analisi dei dati, realtà nazionali. Gianfranco, accomodatevi qua tutti e due con me, perché poi i diversi relatori verranno chiamati per presentare il loro lavoro, e giusto una condivisione tra di noi, perché in effetti questi 8 anni li abbiamo vissuti tutti insieme, ci siamo divertiti. Questa è la prima cosa, perché se non ci fossimo divertiti per questi 8 anni non saremmo qua, questo è evidente. La seconda cosa è che non soltanto ci siamo divertiti, ma siamo riusciti a creare le migliori condizioni per coinvolgere gli operatori. Abbiamo avuto delle masterclass frequentatissime, poi la pandemia ci ha un po' limitato, ma evidentemente siamo partiti con un nuovo slancio. Più selettivi, nel senso che gli operatori hanno fatto una scelta di campo nel voler rimanere con noi a condividere questi temi, però poi il ritorno è stato bellissimo. L'anno scorso abbiamo creato un documento strategico condiviso che faremo avere all'assessore, perché è la voce degli operatori in qualche modo supportata dal lavoro che abbiamo fatto noi, ma ancora di più, lo vediamo dalle mail che ci arrivano costantemente, le persone ci chiedono a gran voce di continuare. Quest'anno fino all'ultimo abbiamo aspettato, Franco ci ha creduto, ma la cosa bella è che gli operatori ci scrivono chiedendoci: ma quest'anno call to action ce l'hanno scritto a settembre, ce l'hanno scritto ad ottobre, e a dicembre li abbiamo accontentati. Siamo arrivati sotto Natale. Anche un po', buongiorno a tutti, anche un po' diciamo offesi che duri solamente una giornata, devo dire. Questa c'è stata una sollevazione popolare. Prego. Sì, no, devo dire che le cose belle sul call to action sono due, almeno, che volevo sottolineare ora. La prima è che in 8 anni abbiamo modificato
il modello, perché siamo passati da una convegnistica tradizionale a delle masterclass, a delle sessioni solo online durante la pandemia. L'anno scorso lo stesso avevamo un altro modello, però abbiamo sempre messo al centro i contenuti, e quindi il fatto che oggi la sala sia assolutamente piena, non so quante persone si sono collegate, ma dicevi Antonio, diverse, tante, Stiamo andando oltre quindi vuol il dire che 100. mettere al centro i contenuti è fondamentale. E poi da studioso, da chi basa i propri studi sui dati, basare sempre una parte iniziale sull'analisi dei dati è fondamentale e strategica, perché noi poi possiamo parlare di tutto, ma avere il dato, il numero e contestualizzare rispetto al numero le scelte che si fanno è basilare. Avete una grande responsabilità, perché in questa sessione parliamo di innovazione, tecnica e buonsenso. Aiuto. Quindi questa grande responsabilità la dovete Allora vado gestire via, voi. sul buon senso non lo so, lo infatti. lasciamo da parte. No, giusto un appunto, non un appunto, una integrazione a quello che stava dicendo. Tanti interventi in questi 8 anni, li hai accennato prima tu, che sono tutti disponibili nelle piattaforme dei social di Call to Action, quindi soprattutto su YouTube ci sono tutti gli interventi di tutti i relatori che fanno anche un po' la storia. Quindi anche tutti gli assessori, adesso qua ne vedo uno attuale, uno precedente, però anche si capisce un po' l'evoluzione. Parliamo di dati. I dati sono belli perché non sono mai certi, giusto? Dipende, il dato è molto, dipende da chi lo legge, dipende da come prima di tutto lo si acquisisce. Qui abbiamo oggi, lasciando da parte i dati strutturati dell'assessorato al turismo, che chiaramente sono dati diciamo a valle delle stagioni, sempre perché sono dati a consuntivo. Abbiamo 3 realtà oggi, 2 le ascolteremo adesso, una nel pomeriggio, Datapil e Querio, che ci presenteranno 2 punti di vista diversi. Partiremo con Datapil, invito Mario Romanelli, il responsabile, che ci racconterà come i dati, soprattutto nel loro caso, sì, prego, mettiti pure lì. Prego Mario, ci raccontino cosa fanno i turisti, no? Come i comportamenti dei turisti principalmente. Presentati tu direttamente. Sì, io dovrei avere anche delle slide, non so se devo far partire io o partono. Ok, io sono Mario Romanelli, sono nel team di Travel Appeal prima e ora Datapil ormai da 10 anni, siamo un'azienda. Ho provato anche una foto dei miei figli in Sardegna, così ho detto faccio capire che è un territorio che ho frequentato, che frequento appena possibile, ma mi piace raccontarvi anche con voi in questi anni abbiamo sempre avuto occasione di scambiarci e di collaborare, più o meno a volte in presenza, a volte anche solo attraverso delle discussioni, meglio così. E, no, mi piace raccontare un po' la nostra storia. Noi siamo una piccola azienda nata nel 2014, un'azienda quasi tutti toscani, però nata a Treviso in H Farm, una piccola startup che oggi è stata acquisita da un gruppo industriale italiano, Almaviva, Almawave, quindi che ha fatto in questi 10 anni un percorso d'azienda che si è consolidata. Questo ci ha consentito come aziende italiane, io ci tengo anche molto, anche ad acquisire un nostro competitor spagnolo. Noi l'anno scorso abbiamo acquisito la maggioranza di Mabrian, che era uno dei nostri più acerrimi nemici prima e ora sono compagni di viaggio, di avventura. Quindi un percorso che ci ha visto, partendo proprio dall'analisi delle tracce digitali, come le chiamiamo noi analizziamo non dati ufficiali, noi siamo una fonte, che dicono quelli più bravi, alternative data, no? Noi siamo una fonte dati alternativa, quindi usiamo dei dati che non sono primari, sono secondari, che vengono elaborati e costruiscono degli andamenti che ci fanno percepire cosa sta succedendo nel turismo, ma non solo. Da qui, per chi ci conosce, dalla vecchia Travel Appeal siamo poi diventati Data Appeal, perché abbiamo tolto la parola travel per aprirci anche a altri mercati, ma qui oggi parliamo di turismo. E quindi noi aiutiamo con questi dati le organizzazioni, che siano territori, che siano imprese, che siano regioni, che siano governi dei paesi, a prendere decisioni migliori, quindi a sbagliare il meno possibile, pensiamo. E noi siamo stati ingaggiati qui per fare un lavoro molto interessante. C'è un report, avevano mandato queste slide prima che erano 148, penso, io l'ho tolte e ne ho messe un po' meno, vi assicuro, perché ho fatto una piccola sintesi, però quello che vedrete è solo un pezzetto del lavoro che abbiamo fatto. Io spero che sia anche uno degli elementi che utilizzerete qui nel territorio anche per approfondire, trovare magari qualche altro spunto di interesse e di progettualità.
Come lavoriamo questi dati noi? Di fatto noi mappiamo nel territorio tutte le attività che sono quelle che noi chiamiamo punti di interesse, quindi noi abbiamo iniziato con gli hotel e con i ristoranti, ma poi abbiamo detto ma prendiamo anche i musei, ma poi abbiamo detto prendiamo anche tutte le stazioni di servizio, i trasporti, dove si ricaricano le auto, prendiamo insomma, tutto quello che un cittadino e in particolare un turista incontra nella sua esperienza in un territorio. Mappando tutti questi punti e analizzando cosa si dice di questi punti e di queste attività, siamo riusciti, ciao Paolo, siamo riusciti a creare degli indicatori e dei trend che hanno una caratteristica, sono molto rapidi perché i turisti lasciano tracce digitali ogni giorno e ogni secondo. Chi oggi come me è atterrato ha fatto subito un post, a un manifesto dicendo sono in Sardegna, peccato che vedrò solo questo manifesto, oggi non vedrò il mare vero, però l'ho già raccontata, no? Quindi hanno questa caratteristica, riescono ad essere rapidissimi e ce l'abbiamo prima di qualsiasi altro dato perché è pubblico e viene pubblicato online. Io non sono il responsabile, in realtà sono il responsabile commerciale, ma salterò questa mia parte oggi non sono qui in veste di quello, però abbiamo una suite di prodotti per cercare di offrire soluzioni a tutto il mercato, tutta la filiera turistica, quindi dalle destinazioni fino alla piattaforma che serve a misurare la propria autovalutazione ESG, quindi anche aspetti più operativi anche di sostenibilità, passando per altri strumenti. E sostanzialmente appunto ricostruiamo quello che in molti casi viene chiamato gemello digitale, il digital twin, cioè vediamo com'è la realtà vista dal digitale. Quindi perché lo facciamo? Per due grandi aspetti. Il primo, in quelle cose che troviamo scritte ci sono tante indicazioni utili per migliorarci, perché quando uno scrive una cosa di solito è passato il tempo che le scrivono i cattivi, troppo buoni, insomma, quando noi vedrete il numero di contenuti che abbiamo analizzato, si escludono, no? In qualche modo si isolano gli atteggiamenti un po' troppo forzati. E contengono tante informazioni utili perché dicono magari sarebbe stato bello fare una cosa, e quindi cerchiamo di capire come possiamo aiutare un turista a fare quell'esperienza. L'altro aspetto è che quella cosa che rappresenta quella mappa con tutte quelle informazioni è poi come ci vedono gli altri, perché per noi siamo bellissimi. Io in questi 10 anni ho girato tutta l'Italia e non ho mai sentito un posto dire che era più brutto di un altro posto, ma siamo tutti il posto più bello d'Italia, e però gli altri ci vedono prima di arrivare da noi con quello che viene raccontato, quindi con le tracce che trovano in OTV, con le tracce che trovano in un blog, in un giornale, quindi tutti questi contributi danno poi qual è l'appeal, da qui anche il nostro nome, l'appeal di un territorio, l'appeal di un servizio, l'appeal di una struttura. Quindi questo è un po' il nostro approccio. Lavoriamo con tanti soggetti, dal Ministero all'Enit, a tante regioni, città, comuni, in Italia, all'estero, con tanti operatori del settore, quindi lavoriamo anche con le filiere, un po' con tutta la filiera. E fra le cose che facciamo c'è una slide che Gianluigi mi ha spoilerato, perché quando parliamo di dati bisogna sempre stare attenti da dove li guardiamo. Non l'aveva vista, infatti, quando ha citato dei punti di vista, perché in realtà questi due signori hanno tutti e due ragioni. Allora, però quando usiamo i dati dobbiamo assolutamente cercare di anche capire quale sarà il punto di vista di chi ci legge, perché se noi riusciamo a capire il suo punto di vista, quei dati varranno di più, perché abbiamo tutti e due ragioni. Poi alla fine siamo messi d'accordo, nella tombola abbiamo messo sotto il segnettino per riconoscerlo se è un 6 o un 9, ma quando si legge un dato, la crescita di un mercato, cresce giugno, non cresce luglio, cosa vuol dire? E allora, se ci confrontiamo, probabilmente spesso abbiamo punti di vista diversi. Quindi una delle cose che io dico quando faccio dei dati è sempre proviamo a guardarli anche da più punti di vista, perché questo ci aiuta anche a comprenderli assolutamente meglio. Ora faccio dei vostri dati, perché sennò sono venuto qua per questi dati, quindi non... Prima dei vostri dati, però, noi, giusto per dare anche una misura di questo fenomeno dei dati del digitale, delle tracce digitali. Noi ogni anno realizziamo, quest'anno abbiamo fatto la nona edizione, siamo un anno avanti, quindi dovete arrivarci con l'edizione, la nona edizione di Italia Destinazione Digitale, un report che noi facciamo, lì c'è un QR code, ma poi tanti materiali penso saranno anche distribuiti, quindi troverete come scaricarlo. Un lavoro su tutta Italia, cioè mappiamo tutta Italia e quindi mappiamo una roba come 800.000 punti di interesse
sono tutte le attività che ci sono, e raccogliamo, questo è il dato di quest'anno, da settembre dell'anno scorso ad agosto di quest'anno, 32 milioni di tracce digitali, quindi di opinioni espresse da qualcuno, che non sono un numero piccolo. Noi non parliamo nemmeno più, vedete, di big data, no, small data, perché i dati tra l'altro sono tutti rilevanti, anche quelli che sono più piccoli vicino a noi i dati sono rilevanti, quindi, però per dare un'idea di questo fenomeno. E quando mappiamo questo tipo di dati, vediamo per esempio come è composta l'offerta turistica italiana letta dal nostro punto di vista, no? Per il 43% sono luoghi dove si mangia, e se guardate gli affitti brevi, che è un tema che insomma è caro a tutti, in queste ore è ancora più caro con grandi attività insomma su questo tema, vedete, sono più della ricettività gli affitti brevi come numero, poi è chiaro che se vado a moltiplicare la loro capacità ricettiva è molto diversa. Poi però se io vado ad analizzare quanto si parla di quelle attività, vedete la ricettività surclassa gli affitti brevi, no? Qui un po' sono come le presenze, no? Quindi se prima era 21 a 17, ora siamo 36 a 7, no? Quindi anche qui come guardare i dati, vedete che comunque la ricettività rimane in quell'analisi che abbiamo fatto una delle fonti più rilevanti. Con i nostri dati poi tiriamo fuori degli insight che sono utili a capire anche indicazioni di mercato. E ripeto, oggi noi guardiamo una cosa che è a ieri, l'abbiamo fatta qualche giorno fa, abbiamo chiuso il report 2 o 3 giorni fa, però in realtà la cosa bella di questi dati è che noi abbiamo domani già i dati di settimana scorsa, quindi l'idea di questi dati immaginatevi sempre anche come un dato che cresce e ci dà indicazioni sulle azioni che facciamo, magari ci fa già vedere come sono gli OTA nelle città dove ci saranno le feste del Capodanno, no? Quindi ci può già dare delle indicazioni su aspetti futuri. Venendo alla Sardegna, che se no finalmente la Sardegna un po' di suspense se ci voleva, no? Allora io qui raccolgo un report che appunto sono 140 slide che è stato fatto con tutti i dettagli per provincia, io qui faccio una sintesi, vi racconto un po' cosa abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato la Sardegna, tra l'altro da gennaio a novembre, quindi a qualche giorno fa, fino a qualche giorno fa, e l'abbiamo fatto mappando la Sardegna appunto con tutti quei puntini che avete visto prima su una mappa finta, no, questi sono su una mappa vera. Già quei puntini colorati, la loro densità ci dà già un'informazione e già quella è una prima informazione su cui potremmo lavorare. E questi puntini che vedete sono circa 40.000 e sono campionati per come sono per le categorie. Noi abbiamo deciso di noi abbiamo 21 industrie che monitoriamo, invece però quando monitoriamo il turismo abbiamo deciso di considerare queste 6, che sono quelle che per noi hanno un impatto più forte col turismo. Qui sono gli affitti brevi, la ristorazione, gli attrattori, la ricettività, i trasporti assessori tornano sempre, e l'intrattenimento, cercando anche di separare un po' gli ambiti per capire di cosa le persone parlano, come ne parlano e come raccontano quindi la loro esperienza. Qui sono dei primi dati di valore, ma vado avanti, tanto non leggeremo tutti i numeretti perché sennò sarò troppo lungo. In realtà il primo dato che vi mostro è questo qua, che è un dato molto interessante, soprattutto per noi che abbiamo un osservatorio su tutta Italia e non solo, che ci fa vedere in quelle due curve in alto l'andamento dei contenuti digitali durante la stagione. Quindi rimane una forte stagionalità, al di là dei miglioramenti di periodi. Vedete che c'è una linea che è un po' più alta, quella scura è quest'anno, quella chiara l'anno scorso. Nella coda rimane più bassa, ma solo per un motivo che ci vuole un po' in realtà raccoglierli tutti, si consolideranno un po', infatti c'è una zona grigia, si consolideranno un po' più avanti quel numero. Ma in realtà il primo dato che noi leggiamo è che rispetto al dato Italia la Sardegna ha un dato più positivo complessivamente, come noi abbiamo visto questo dato nelle altre destinazioni, è un dato che è migliorativo rispetto. La cosa che vedete sotto invece è l'andamento della qualità percepita, noi diciamo il sentiment, ma il sentiment non è altro che la misura di come le persone giudicano un servizio. E guardate, non è un valore assoluto, è molto legato all'aspettativa, perché le persone raccontano quello che si erano aspettati dal racconto, no? Quindi questo è molto importante. Una cosa che ci tengo molto è, insomma, il lavoro anche che fate qua è un lavoro che guarda sì le istituzioni ma guarda gli operatori, è che questi dati in realtà danno una misura di come performa la regione, ma non me voglia l'assessore, non per le politiche, ma per come gli operatori lavorano, perché questo è un dato che parte molto dal basso, no? Quindi è molto interessante che questi dati siano usati anche da chi
programma, da chi fa programmazione, da chi fa le strategie, ma stimolando poi gli operatori, perché chiaramente questa filiera funziona se queste cose si parlano, perché il racconto che noi facciamo non è altro che il racconto di tutti gli elementi che le persone che fanno un'esperienza qua raccontano, ma le persone che vengono qua non raccontano, non incontrano la giunta, incontrano i ristoratori, incontrano gli albergatori, incontrano il tassista, incontrano, no? Quindi questo per me è un tema molto importante. Questi dati parlano di come le persone si trovano nel territorio. E quella striscia che vedete sotto, che è il sentiment, che di solito peggiora nei momenti di grande afflusso, questo è un dato, ma per 1000 motivi, sono tante spiegazioni, sia per le più persone, ma anche perché anche nelle strutture c'è, anche se siamo interpersonale, c'è comunque un po' meno cura per il singolo, ci sono un po' di valori, spesso questa è la media che vediamo, quella curva che si abbassa, diciamo, legata, però non in maniera, vi sembra tanto, ma vi farei vedere il confronto con altre destinazioni, non è così forte quella flessione in estate, vedete quel picco basso verde sotto. L'altro dato che iniziamo a vedere appunto è, se andiamo a esplodere quel dato per singoli industrie, qui stiamo parlando sempre di regione, poi tutte queste analisi, alcune ve le farò vedere, ci sono anche per tutte le aree, le province, per il mare inteso come costa, quindi abbiamo fatto un lavoro molto più di fino, però ripeto, raccontarvi tutte quelle slide sarebbe stato, oltre che noioso, magari non utilissimo, comunque quelle ci sono, ma almeno proviamo a darci una chiave di lettura, qual è il lavoro che è stato fatto. E qua si vedono nei vari indicatori, per esempio, le performance sia quantitative, no? In termini proprio di quantità rispetto all'anno precedente, e in termini di qualità, la colonna più a destra, quindi quel sentiment che racconta sempre qual è, se è migliorato e peggiorata l'esperienza nei luoghi. Tra l'altro segnalo una cosa, ma giusto perché ho visto che è arrivato Paolo Manca, rispetto alla ricettività e rispetto agli affitti brevi, vedete che sono due cluster, noi mettiamo sempre a confronto perché l'affitto breve di solito ha un sentiment molto più alto della ricettività, che è dovuto a un fattore soprattutto, a quello che le strutture ricettive più piccole, quelle appena nate, quelle di una stanza, quelle di un appartamento, sono più facilmente riportabili alle esigenze di un turista di oggi. Fare lo stesso intervento in un hotel sarebbe difficilissimo, no? E viaggiare in un hotel, diciamo, aggiornare un hotel non è come aggiornare un appartamento, non sa bene chi deve investire. Però è un tema che ci tengo perché in realtà ci dà delle indicazioni anche su dove è utile migliorare, su dove è utile anche magari mettere delle risorse, su dove è utile anche spingere perché quel tipo di esperienza, quel servizio sia all'altezza di quello che le persone si trovano. Avete degli indicatori molto alti, dico in assoluto rispetto a, poi c'è una comparazione finale che farò vedere. Allora, questi dati, ora si inizia a vederli anche un po' nel territorio, ora la cosa che il verde al centro e il rosso nella costa, io quando l'ho visto ho detto, ma esagerati che siamo. In realtà quell'indicatore, quel verde e quel rosso, se voi poteste leggere i numeretti piccoli, le oscillazioni non sono alte, quindi è solo rosso e verde relativamente, non è negativo, è il valore più basso che abbiamo misurato. È più basso come sentiment, in realtà perché sono le aree dove anche c'è più pressione, dove in realtà c'è meno l'effetto, noi lo chiamiamo effetto Matera, c'è meno l'effetto sorpresa, cioè quando io vado all'interno di una regione, ma questo accade non solo da voi, ma vado fuori dai luoghi che non mi aspetto, dove non mi aspetto di trovare delle cose, sono più soddisfatto. Ora non è che bisogna tenere basse le aspettative, non voglio dire che... però bisogna essere attenti che quando raccontiamo un territorio che ha certe caratteristiche poi l'aspettativa alza, quindi questo è molto un indicatore che dice quanto siamo vicini o lontani dall'aspettativa, no? E quanto alcune aree sorprendono. C'è il dato per provincia. E poi all'interno, quindi poi quel rosso e quel verde lo possiamo ancora divertirci a analizzarlo, perché lì sotto, ora qui non li abbiamo messi, non si vedevano, però nel report è possibile vederli, lì sotto ci sono proprio tutte le singole attività, no? Quindi chi contribuisce a avere un'area più o meno attrattiva, e quindi sono le varie Sassari, Cagliari, poi ve le lascio, insomma, è l'idea che con questi dati si possono fare questo tipo di drill down, quindi andare a vedere anche per aree geografiche più piccole, e poi queste cose si zoomano ancora, quindi, insomma, perché arriviamo al singolo punto di interesse. Ora qui è divertente che ognuno cerca la propria area, diciamo che sono rosso, sono verde, chissà come sono, quindi andiamo avanti. E l'altra cosa interessante è vedere
in questo grafico in cui sembra un circuito di Formula 1, insomma, questa parte a destra, alla vostra, insomma, la parte di là che vedete, vedere il mare. Quindi lì quel dato è comparato, considerando quel verde e quel rosso, è dove performa meglio il mare da un punto di vista di sentiment. Anche qui, insomma, ognuno può fare, noi di solito non facciamo considerazioni sui dati perché appunto guardiamo sempre quel 6 da tutti i punti di vista, quindi cerchiamo di lasciare anche a chi vive l'esperienza del territorio, a chi ha strumenti anche diversi, di capire meglio questi dati cosa raccontano. Quindi però ecco, questo è il tipo di drill down, e in realtà immaginate che queste 4 slide nel report sono 42, quindi nel senso c'è tutto un approfondimento in cui si comprendono anche meglio alcuni di questi tipi di visualizzazioni che vedete. Quindi se dovessi riassumerla, quelle slide, giusto per darvi un dato, questo report è basato su 1 milione e oltre 200.000 contenuti digitali raccolti. Ora, io lo segnalo sempre perché è chiaro che non sono un campione che uno studio statistico prenderebbe come campione, perché in realtà sono tutti contenuti che sono stati pubblicati, che è molto diverso da fare 1000 interviste, ricevere 400... Anche quelli hanno il loro valore perché è un tipo di approccio diverso. Noi prendiamo tutto, e nel prendere tutto vedete che è un dato che tra l'altro è in crescita rispetto all'anno scorso, quindi quel dato a noi ci dice già che ci saranno state più persone. Ora non guardate se cresce del 2% i contenuti o se cresce o di quanto cresce, noi non abbiamo un indicatore che ci può dire quante cresce, ma delle tendenze. E ripeto, la cosa bella non è vederlo oggi, anche se è su novembre, quindi è su ieri, ma è vederlo giorno per giorno, è vedere quel dato che mi fa capire se la settimana scorsa le iniziative che ho fatto hanno portato un segnale oppure un altro. E qui vedete, vabbè, qui c'è un po' di indicatori che noi costruiamo. L'ultimo è una colonna un po' singolare perché è un indicatore di popolarità in cui la Sardegna fa 74 e poi al suo interno chi contribuisce a quel tipo di popolarità, quel tipo di fa capire all'interno quali sono le aree che abbiamo segmentato che sono più popolari. Chiaramente il mare è quello che la gioca da padrona, no? Quindi il balneare risulta l'area, e ora io non vedo perché è tappato lì, non so se il mare è l'ultimo risultato che mi fa, ma insomma, vedete anche i delta rispetto agli anni passati. E lo vedete sia in quantità di contenuti, sia in quantità, diciamo, di sentiment raggiunto, che appunto in popolarità, che è un indicatore che ci dice rispetto anche a quante attività ci sono in quel territorio, quanto sono frequentate. Questo è il nostro indicatore. Con questi dati io ho aperto subito la dashboard per vedere dove erano gli americani mentre parlavate, perché non li vedevo, quindi ero già... Comunque è vero, hanno raddoppiato i loro contenuti, però sono ancora poco significativi. Questo è un tema anche di che piattaforme usano per raccontare, insomma qui c'è un tema che potremmo anche indagare ancora. Però con quei dati che voi che avete visto, gennaio-novembre 24 rispetto al 23, questa è la fotografia che diamo noi. La fotografia che diamo noi che ci dice che il 56% delle persone che hanno viaggiato e raccontato la loro esperienza sono coppie, il 25 famiglie, il 12 gruppi, il 7 singoli. Questi dati chiaramente sono di chi ha raccontato, però ripeto sono quel milione che abbiamo visto, oltre 1 milione, e così divisi per mercato, quindi i tedeschi, primo mercato che dicevate, risultano anche da questi dati, anche in crescita, il sentiment che cresce, e qui sono tutte indicazioni interessanti per capire su che mercati posso lavorare, magari di quelli emergenti, che vedo che sono molto interessati alla nostra offerta, perché se io devo fare anche delle strategie è meglio prendere le persone e portarle qua che sono contente dell'esperienza che fanno, magari sono un mercato che riesco a servire bene con i voli, oppure no, quindi questi dati vanno letti anche così, non è che sono dati che sono solo delle classifiche. La stessa slide ci dovrebbe essere dopo per il balneare, dove si vedono le famiglie un po' crescere, quindi crescono un po' le famiglie rispetto al dato complessivo, e sul balneare come dato noi vediamo più francesi che tedeschi, no? Questo come dato macro, poi sono lì, 10,9, 11,1, insomma, sono dati che sono molto vicini, non è che sono dati molto lontani, però anche questo ci fa capire
come si muove e ripeto, poterlo vedere settimana su settimana, mese su mese, montare, magari anche fare delle azioni durante. Io, insomma, a noi non piace farli dopo questi report, perché in realtà sono utili e sono utili per la nuova pianificazione, però in realtà è bello avere questi dati mentre le cose avvengono. Un altro dei nostri punti di vista, poi vedo il timer, sia il mio quel timer, non è no, faccio finta, nel senso volevo evitarlo. No, è il mio. Quello è un dato di quello che è successo nel racconto, poi abbiamo un dato di quello che è successo sugli OTA, che chiaramente sono tutte le strutture presenti sulle piattaforme di vendita online. Chiaramente non è un dato che è assimilabile all'occupazione, perché è una proxy che ci dice e ci fa capire anche, però ci descrive dei fenomeni. Quando voi guardate, e noi guardiamo quella striscia gialla nel grafico in alto che fa vedere l'andamento del prezzo, vedete che è uguale alla stagionalità. No, chiaramente, poi ora semplifico un po', ma insomma per una lettura anche un po' più... Perché è chiaro che in quel momento ho prezzo più alto o perché sono già al completo, quindi mi interessa vendere, ma solo se vendo a parecchio, perché io sto parlando di booking, sto parlando di piattaforme in cui io pongo l'offerta fuori, oppure ho già venduto e quindi ho solo un problema di visibilità. L'altro dato infatti interessante, vedete, è quel dato, è quel grafico più in basso, in cui si vedono sostanzialmente quando aprono e quando chiudono gli hotel, perché ci sono quella grigia e la disponibilità che viene pubblicata, e anche quello è un elemento che fa capire la stagionalità, perché fuori stagione, vedete, si possono fare risultati, ma l'offerta che viene pubblicata è veramente poca. Questo grafico è molto interessante vederlo non così a consuntivo, ma vederlo mentre cresce, perché dà proprio più il senso di cosa sta accadendo, chiaro, così a consuntivo. L'altro fenomeno che noi notiamo è un aumento dei prezzi che, diciamo, è abbastanza comune a tutto, in realtà a tutto, perché insomma, ora non è solo al turismo, nel senso che siamo in un periodo in cui i prezzi stanno aumentando e quindi aumenta anche il turismo, che sono dalla nostra lettura anche uno dei fattori, per esempio, del rafforzamento in altri periodi, no? Se agosto costa tanto e riesco ad andare a giugno, perché no? Sto meglio, c'è meno gente e spendo anche meno. Questo tipo di nel report lo trovate fatto anche col focus estate, nel report c'è anche il focus estate, e chiaramente per tutte e 5 le aree che abbiamo fatto. Ora ripeto, non ve lo faccio vedere tutto perché chiaramente diventa una roba che occupa troppo. No, non posso perché lo consegnate a voi. I dati sicuramente li condivideremo. Sì, ma poi su questo disponibili anche, diciamo, a ulteriori approfondimenti, insomma, di lettura, insomma, molto volentieri. Vedete, l'estate dà una saturazione molto più alta, i prezzi sono aumentati, insomma, tutti questi andamenti che riescono, e il confronto sempre fra ricettività tradizionale e affitti brevi. Non ho detto, noi gli affitti brevi li separiamo, non perché sono antipatici, li separiamo perché sono molto meno stabili, perché un annuncio può stare fuori un mese e poi non ricomparire più, mentre un hotel cambia proprietà, cambia anche nome, ma fisicamente di solito non cambia se nasce una struttura. Quindi noi li separiamo perché sennò ci sporcherebbero molto i dati, questi annunci li teniamo da una parte, per questo sono analizzati anche in maniera... Ed è interessante dove questo allineamento dei prezzi che non sempre così, di solito gli affitti brevi sono, soprattutto sul prezzo medio, un po' più bassi rispetto all'offerta alberghiera. Vado verso la fine, vabbè, qui c'è lo stesso dato sul balneare, quindi dove effettivamente vedete sul balneare si vede la ricettività alberghiera un po' più cara rispetto all'affitto breve, quello che stavo appena dicendo. E anche qui nel report trovate tutte queste focus anche sull'estate fatte su tutte le aree che abbiamo visto. Un'ultima cosa che abbiamo messo nel report è un nostro indicatore legato alla sostenibilità. Abbiamo parlato anche dell'importanza della sostenibilità, dell'importanza dell'attenzione a certe cose. Noi abbiamo costruito un nostro indicatore che non guarda solo il digitale in questo caso, perché in questo caso noi abbiamo dati che vengono dalla flotta satellitare Copernicus, che è una flotta europea dell'Unione Europea che ci dà dati sulla qualità dell'aria, dell'acqua, sulla superficie se costruita, coltivata, insomma, tutta una serie di indicatori, e
su questo abbiamo costruito un indicatore che ci aiuta su alcuni pillar che sono legati sia all'aspetto socioculturale, sia all'aspetto di gestione della destinazione, sia l'aspetto del, diciamo, ambientale, ma anche quello dell'overtourism, che per noi è un indicatore interessante in cui c'è un'informazione che secondo me è molto rilevante anche per tutti, ma in generale per chi pianifica, per chi gestisce, fa programmazione, che l'impatto delle OTA in quel territorio, perché siamo in grado di capire quanto quel territorio, misurando quante attività ci sono, quanta offerta è pubblicata, quanto quel territorio è impattato dall'OTA e viene segnalato come negativo, nel senso è un fatto negativo che sia troppo impattato, sia perché perdiamo un po' di redditività cedendola, diciamo, a player internazionali, ma questo a volte poco male perché comunque ci portano persone, quindi insomma, questo poi lascio la discussione a chi se ne occupa. Quindi questo però è una cosa, anche di questo abbiamo provato a fare questa analisi sul mese d'agosto, quindi vadendo agosto 24 versus agosto 23 su tutte le aree. Anche questo ci dà la possibilità di capire come le varie aree performano in maniera diversa e in particolare appunto questo giallo è la parte dell'overtourism, sia di come è percepito il turismo dai residenti, ma anche la parte appunto di quanto intercettano gli OTA rispetto al nostro offering. Io credo di aver finito, ho un piccolo focus sugli eventi, ma nel report è molto dettagliato. Sì, perché noi mappiamo sia eventi che ci segnala la destinazione quando è nostra cliente, sia eventi che noi raccogliamo dall'online per capire qual è l'impatto degli eventi. E lo facciamo senza conoscerli bene, ma basandoci sul ticketing online se esiste, quindi se hanno una bigliettazione, sulla venue dove l'evento avviene, perché ha delle dimensioni, e sulla rilevanza, per cui se c'è un concerto in un posto da 1000 persone, come diceva prima, di un artista internazionale, diciamo ci vanno 1000 persone, se magari è un artista locale ce ne andranno 500, quindi viene tutto stimato. E una delle cose nuove che abbiamo introdotto è anche una stima della spesa che quell'evento porterà nel territorio, divisa anche per le categorie, quindi sul food, sull'ospitalità, sui trasporti, per capire se ha un impatto più local o meno local. Tra l'altro una delle ultime cose che abbiamo inserito sono anche i dati di spesa, che abbiamo da poco fatto un accordo con Visa che abbiamo lanciato a TTG, in cui abbiamo, questa è la previsione, e poi abbiamo a consuntivo anche quanto hanno speso e chi ha speso dove, quindi non le persone, non vi preoccupate, ma insomma per nazionalità e per provenienza della carta di credito dove è stata emessa. Quindi questo è un po', finisco con una slide che è interessante, perché in realtà qui c'è una mappa in cui ci sono i mercati di provenienza sulla colonna grigia, sulle righe grigie, quindi la prima colonna, e poi ci sono per distribuzione di tracce digitali e per sentiment le destinazioni che abbiamo scelto come competition, quindi la Sardegna come benchmark, Croazia, Grecia, Isole Baleari e Sicilia. In giallo e in verde ci sono i top. In giallo ci sono, diciamo, i local, no? Per cui quanto pesano i local, e vedete una cosa interessante che in alcune destinazioni i local non pesano, chiaramente quando parliamo di Baleari ci vanno molte persone dall'estero, però anche per mercato quali sono le aree che vengono preferite, quindi i punteggi migliori che prendono dai vari mercati. Questo ci serve a capire, se guardiamo un competitor, anche chi ha come ospiti, che attività fa, cosa preferisce fare. Ho sforato, quindi vi lascio poi, la presentazione c'è, quindi. Sì. Grazie Mario. Grazie Mario. Grazie. C'è lo spazio per 1-2 domande, se dal pubblico, 2 se siamo veloci in domande e risposta, qualche curiosità, qualche... Neanche sul pericolosissimo ritorno dell'investimento che si può valutare sugli eventi, niente nessuno. Va bene. Questi dati sono, come dicevo prima, noi mappiamo... Ripeti perché non si è scusate. sentito online. Qual è il sistema di acquisizione dei dati, la domanda? Allora, noi per raccogliere i dati di un territorio partiamo da mappare i punti di interesse, quindi andiamo a vedere su Google, Bing, Booking, TripAdvisor, sono 118 120 i canali che mappiamo, su tutti questi canali tutte le attività che sono presenti. Facciamo un lavoro molto complicato di merge, per cui noi di un hotel
sappiamo qual è la sua URL su Booking, su TripAdvisor, su Google, su Bing, cioè quindi creiamo un database che non esiste. Noi abbiamo provato anche a comprare un database così, ma non l'abbiamo trovato, quindi e ce lo siamo fatti. Da quello poi raccogliamo tutte le tracce digitali, commenti, foto, recensioni che vengono pubblicate su quella struttura e le analizziamo con i nostri sistemi di intelligenza artificiale. Io ho messo tutta la tecnologia che c'è dietro questi dati, ma insomma, non è che lo facciamo con gli umani questo lavoro, lo fanno dei sistemi che hanno imparato a riconoscere che se uno scrive Ponte Vecchio ed è a Firenze va bene, però se parla di un ponte vecchio mentre attraversava una strada deve dirci che c'è qualcosa che non va, no? Quindi c'è un sistema che capisce se sto parlando di un hotel, di un ristorante. Petit déjeuner all'inizio ce lo segnava in rosso, poi invece i francesi non dicono che è piccola, era proprio la colazione, quindi per farvi capire che dietro c'è un sistema, se no non potremmo leggere 32 milioni di recensioni e comunque avremmo un risultato meno preciso, perché se noi qui ci mettessimo tutti noi a leggere le recensioni con pennarello rosso e verde non segneremmo le stesse cose nessuno, quindi così lo fa anche un sistema invece più neutro in questo tipo di analisi. Una curiosità, che forse è la domanda delle domande, ma visto che curate voi la parte, cioè analizzate il tema delle recensioni, la questione è quanto pesa cioè qual è il peso che noi possiamo dare un luogo, cioè avete mappato magari luoghi che prima non avevano recensioni poi dopo? Sì, allora io a questa domanda, che è la domanda delle domande, è una domanda che nel 2014 quando parlavamo di recensioni ci tiravano dietro le sedie, ma che volete voi le recensioni? Oggi le recensioni sono un asset della propria impresa, perché sfido chiunque ha una struttura ricettiva che ha 9 su Booking o a 7, se quando la va a vendere la vende a più o meno. Quindi sono un asset aziendale le recensioni, perché comunque sono parte della reputazione. Tanto che nel nostro cambio del nome Travel Data è stato soprattutto per un grande cliente italiano, una grande banca italiana, che ci compra questi indicatori su 63.000 imprese per vedere quali performano bene nel web, perché loro dicono se performano bene nel web per me hanno un punto in più. Il modello non lo so, il modello di rischio che usano, però per dire. E secondo, ci sono tante esperienze, noi abbiamo fatto anche alcuni progetti mirati, l'ultimo che abbiamo fatto a San Gimignano, cioè luoghi dove abbiamo lavorato proprio con la struttura per cercare di spingere tutti ad aumentare anche questi contenuti, aumentare la qualità per avere performance migliori, perché poi la nostra visibilità, non come Sardegna, ora è chiaro che noi stiamo parlando di una cosa che va dal piccolissimo al macro, ma la nostra visibilità è data da quanti contenuti abbiamo, da quelli più positivi e per un fatto, perché Google non vuol dare come consiglio a un suo cliente che fa una ricerca un posto brutto. Quindi Google cosa fa? Google, al di là se pagate, vabbè, questo vi posizionate e pagate, ma Google cerca di dare la gelateria che ha il rating migliore a un turista che gli chiede dove mangiare un gelato. E questo non la dico a caso, perché ce l'ha raccontata un nostro cliente che è Venchi Gelaterie, che monitora la reputazione per capire come performa. Grazie mille. Adesso invitiamo Roberto Pala di Querio. Prego, nel frattempo. Sì. Dove vuoi stare? Col microfono? Oh no, in piedi. Tieni, Sì. vai. Roberto, Un pezzo tipo asino chi legge, quelle cose. I dati ti seguono. Buongiorno a tutti. Roberto Pala di Querio ci presenterà un altro aspetto dei dati, quindi legato al marketing, legato a tante altre belle cose che... Prego, ti invito a raccontare a tutti noi. Grazie. Ci deve essere un errore perché leggo 30 minuti, avevamo detto 2 ore e mezza. Vabbè, dobbiamo correre un attimino. Giusto per dire, i dati che appena ha raccontato Mario Romanelli verranno poi divulgati, chiaramente li ritratteremo perché diventerebbe un paper gigantesco e poi li daremo in condivisione con chi li vorrà, insomma, chiaramente contattandoci ai contatti di Call to Action, con un certo tempo per insomma, rimetterli in ordine, ok, sia questi che quelli che verranno presentati. Prego Roberto. Partiamo. Parto col dire, 2 o 3 anni fa io ero qua a parlare, qualche faccia la riconosco, avevamo detto delle cose, a vedere siamo stati fortunati, le abbiamo azzeccate, adesso vediamo cosa. Allora, Roberto Pala, sono il founder, ci siamo ancora? Quello sì, decisamente sì.
founder di Querio, poi vi dico cosa fa velocemente, sono docente in LUIS del corso di internazionalizzazione B2C, a Cagliari in Scienze della Comunicazione sul corso di giornalismo e comunicazione digitale, e poi sono quello che ha inventato un evento che si chiama Digital Island, che è l'evento su digitale più grande in Sardegna, però questo magari vi rimando a giugno. Querio. Cos'è Querio? Un'agenzia di performance marketing. Che cosa vuol dire? Tutte quelle attività di marketing con un indicatore di ritorno all'investimento fissato. Investo 1, voglio X di ritorno. Abbiamo headquarter sardo, precisamente a Quartu Sant'Elena, quella che vedete nell'immagine è la nostra sede a Quartu. Oggi siamo una sessantina di persone con sede a Quartu e a Milano. Abbiamo comprato un'agenzia nel 2021, un'agenzia milanese. Quindi sì, siamo una di quelle realtà sarde che comprano le società fuori dalla Sardegna e la cosa ci piace alquanto. Siamo top agenzia Google, facciamo parte del miglior 1% mondo, bla bla bla, tanta fuffa. Cosa facciamo? Digital marketing. Partiamo dalla SEO, quindi posizionamento sui motori di ricerca, per poi andare poi sulle campagne e tutte le strategie digitali annesse. Per farvi capire un attimino qual è il taglio, questi sono alcuni dei clienti per cui lavoriamo. Da Quartu Sant'Elena, sottolineo di nuovo. Questa cosa io la faccio sempre con i clienti non sardi, quindi no? Poi dico anche Quartu orrenda, però venite lo stesso a trovarci. Ma non lo dico davanti al sindaco. Quindi purtroppo gli spazi vuoti sono dei clienti che non possiamo comunicare, però ad esempio abbiamo il brand automotive più grande al mondo, abbiamo lavorato sull'evento probabilmente più importante nel settore turistico quando parliamo di sci e montagne che ci sarà fra qualche anno, eccetera, eccetera. Invece a livello sardo, non so se vi dice qualcosa, sardegna.com, portale di tanti anni fa, ormai c'eravamo noi dietro, lato agenzia, oppure Portale Sardegna, che poi è diventato Destination Italia, Italian Way, sono alcuni dei nostri clienti. Lo stato dell'arte digitale, quindi partiamo da un concetto macro, perché digitale? Dopodiché andiamo verso il dato che più vi interessa però a livello nazionale e lo deriviamo sulla Sardegna. Vedremo che abbiamo dei trend particolarmente diversi e noi dobbiamo agganciarci su quei trend per iniziare delle valutazioni su dove andrà il mercato realisticamente e cosa possiamo fare noi, o meglio, cosa può fare chi ha potere decisionale lato regione, cosa possiamo fare noi lato impresa per sfruttare queste occasioni. Alla fine vi do un paio di trucchetti da mettere a terra per provare a sfruttare queste occasioni e farle diventare ricavi. E margine, mi piace particolarmente il margine. Allora, quindi quei 2 o 3 anni fa io dicevo, il digitale ha appena scavallato rispetto alla televisione. La differenza tra digitale e TV era 1 punto percentuale. E lì io dissi, da qui non si torna più indietro. Entro i prossimi 5 anni la TV diventerà programmatica. Che cosa vuol dire? Attraverso il digital le campagne pubblicitarie verranno programmate. Non si passa più con una contrattazione tradizionale, ma si passa alla piattaforma digitale. Dopo 3 anni Mediaset è passata a programmatica, Sky è passata a programmatica, Discovery è passata a programmatica, manca la Rai. Ci rivediamo fra 2 anni e vediamo cosa è successo. Volumetria. 49% dei budget investiti a livello marketing ormai passa dal digital. È abbastanza spaventoso questo dato, a me fa particolarmente piacere. Però. La crescita suddivisa per i vari formati. Allora qua mi sposto, se non vi offendete, punto. Il primo tasto è il puntatore, giusto? Niente, no, va, benissimo. Allora mi avvicino, scusate. Vedete, questi sono i principali canali per crescita. Allora, vedete, il video diventa uno dei canali più importanti per internet, quindi per il digital, con una crescita del 18%. La parte display, quindi i banner pubblicitari che vedete che vi seguono, crescono del 10%. Search sono i motori di ricerca, 13% la parte di posizionamenti sull'e-commerce. Ad esempio, le campagne che fanno su Booking.com per posizionare il risultato, no? E sopra, vedete, audio più 24%. Scusate, vi sto impallando. Vuol dire che i canali che detteranno maggiormente l'influenza sugli utenti nei prossimi anni saranno video e audio. Secondo me è abbastanza facile riconoscere i veri canali da cui passano, YouTube ad esempio e Spotify. Okay. C'è un dato che può fregarci, email, meno 1%, poi non dite che non ve l'ho detto. Okay. Meno 1% nei prossimi anni quel dato esploderà, grazie al GDPR, dato di prima parte e altre cose che vediamo dopo. Come cresce il settore digitale nel turismo? Parliamo di ospitalità. Sapete che il 56% delle transazioni del volume del transato passa dall'online?
56%. Io quando ho letto questo dato ho detto solo, però sono di parte, quindi non vale. Con crescite del 4% rispetto al 23, mentre se andiamo nel settore trasporti del 10% rispetto al 23, se parliamo di tour operating dell'8% rispetto al 23. Cosa succederà nei prossimi anni? Questo. Si stima che nel 2026 si arriverà al 65%. Quindi vediamo che il digital, mi sa che qua in sala abbiamo capito tutti da tempo, è abbastanza driver per la vendita del servizio. Quali sono le attività che scelgono gli utenti online? Qua un semplice trend, vedete, degustazione del vino. Abbiamo fatto dei cluster ad hoc su questo tipo di verticale. Che cosa vuol dire? Abbiamo preso un paniere di keywords e siamo andati a vedere come stanno variando nel tempo e che crescita hanno rispetto all'anno precedente. Scopriremo delle cose molto carine che non vi spoilerò. Quindi, glossario per le slide successive. Quando parliamo di query, sono le ricerche che l'utente fa sul motore di ricerca. Quando parliamo di SERP, sono i risultati del motore di ricerca. Quando parliamo di CPC, si parla del costo per ogni click che l'utente fa sul nostro annuncio o sul nostro banner, eccetera, eccetera. Quando parliamo di CTR, è la percentuale di click data un tot di visualizzazioni, ovvero il banner viene visualizzato 100 volte, ci cliccano 3 volte, un CTR del 3%. Ad depth invece è un indicatore abbastanza tecnico che indica all'agenzia quanti contenuti a pagamento ci sono per quel termine di ricerca sul motore di ricerca. Vediamo un po' cosa cercano gli italiani. Prima meta per l'italiano è Parigi e qui si sposa con i dati che vedevamo prima. Siamo abbastanza francesi da quel punto di vista. Seconda Londra, poi c'è New York, eccetera, eccetera. A livello di country, Francia, Spagna, Regno Unito. Se li matchate rispetto ai dati che vedevamo nell'intervento precedente, mi sa che torna parecchio. Mi risposto da qua, scusate. Sai che non va? Stagionalità, benissimo, ma sino a un certo punto. Andiamo sul motore di ricerca e cerchiamo tutti i termini di ricerca agganciati al dove andare. Perché abbiamo fatto questa ricerca? Perché dai dati che vi farò vedere prima si vede che l'utente usa internet sempre di più per capire dove andare. Voi direte, vabbè, scontato. No, questa roba sta diventando spaventosa e poi vedrete il perché. Voli estate. Abbiamo vissuto un paio d'anni dove si andava sotto data per ovvi motivi, giusto? Questo trend sta tornando verso dinamiche più normali e quindi l'utente sta iniziando ad anticipare. Quindi anche noi, lato gestione delle campagne per i nostri clienti, prima aspettavamo verso destra, no? Verso i mesi estivi. Adesso ci dobbiamo spostare verso sinistra. Se andate a vedere, quindi più verso gennaio, se andate a vedere il picco di ricerche per voli estate, vedete che stiamo parlando del primo quarter, dei primi 3 mesi. Quindi, che cosa succede? Allora, io questa informazione come la potrei sfruttare? I voli non me ne frega niente. Oppure, vi faccio un esempio, abbiamo un cliente, si chiama V. Schwarz, lo posso citare. V. Schwarz è il negozio di giocattoli di Mamma ho perso l'aereo. Chi se lo ricorda? Quello. Carrello medio altissimo. È a Milano, in Piazza Duomo. A noi serve un utente che è disposto a spendere. Targetizziamo l'arrivo in aeroporto, leggo la lingua, tecnicamente si può fare, è lecito e GDPR compliant, imposto delle campagne nel momento in cui vanno in una zona per raggio prossima al negozio. Questa attività qua posso derivarla nel nostro settore se parliamo di servizi tutta la vita, no? Noleggio, oppure magari il noleggio dell'autonoma, della BCC, l'esperienza, il gommone, eccetera. Andiamo avanti. Purtroppo il last minute rimane una caspita di opportunità e questa a noi non ci piace, però poi non sfruttare questa leva è una stupidata, no? Questi sono i picchi di ricerca su motore di ricerca su chiavi last minute. Vedete che dopo un paio d'anni dove era scemato un attimino ha ripreso a salire e negli ultimi anni ha ripreso volumi significativamente superiori rispetto a quelli pre-Covid. Questa invece è la suddivisione tra dispositivi. Tutti avete uno smartphone in tasca, penso di non fare un errore dicendo questa cosa, tutti fate ricerche sul motore di ricerca con lo smartphone, ma vi siete mai accorti che avete comportamenti diversi quando usate lo smartphone e quando usate il desktop, quindi il PC fisso?
Questa roba diventa un problema significativo nel momento in cui io devo gestire la strategia digitale di un cliente. Che cosa vuol dire? Che mentre il mobile ha dei picchi, guardate, forti, il desktop è più spianato. Che cosa vuol dire? Che da mobile l'utente fa un acquisto più impulsivo e più in prossimità. Da desktop è più pianificata la vacanza. L'altra cosa che vuol dire è che la fascia di età di utilizzo di due device è differente, ma se io voglio andare a catturare una prenotazione a ticket più alto, devo andare a puntare sul desktop. È vero che è quella più pensata, ma è quella più alta. Se voglio andare verso il last minute, oppure voglio andare verso il servizio, quindi voglio affittare il gommone, devo andare su mobile. Non vi ho detto una cosa, l'80% del traffico però è mobile. 80%, ok? E questo lo vediamo dai dati di Datapill prima, è palesissimo. Tutto quel passaggio lì è evidentemente da mobile, no? Quindi la realtà dei fatti è che devono esserci due strategie completamente diverse. Una per chi usa il PC fisso e una per chi usa il mobile. E probabilmente vendere anche prodotti diversi. Ritorniamo quindi ai voli aerei. Allora, qua abbiamo fatto un giochino. Abbiamo preso tutti i dati del cluster e abbiamo iniziato a capire un attimino come si comportava a livello nazionale e poi l'abbiamo paragonato al regionale. Nell'ultimo anno registriamo un più 15% di ricerche su motore di ricerca, ma soltanto un più 5% di click. Che cosa vuol dire? L'utente cerca più informazioni, molte più informazioni di prima, si forma, questo lo vivete sui social, quante volte vi sono capitati dei reel, delle stories con destinazioni e ve la siete anche salvata quella, o l'avete ricondivisa con amici eccetera, iniziano a formarci, lo cerchiamo anche sul motore di ricerca. Sotto invece abbiamo quello che è il CTR dell'annuncio, ovvero la percentuale di click che riceve, come vedete è scesa. Torna. Che cosa vuol dire? È vero che l'utente cerca molto di più, ma le volumetrie sono praticamente le stesse. Si sta formando per poi andare a conversione. Qua scopriremo una cosa che non è particolarmente positiva per noi sardi. CPC e Adept. Che cosa vuol dire questo? Quanto mi costa quell'annuncio mediamente? Voi vedete in grigiolino il numero di annunci medio presente. Quindi quando noi sardi diciamo costa troppo fare campagne, è troppo complicato ci sta, costa troppo no, perché abbiamo delle mete che costano significativamente di più rispetto a questi valori che vi sto riportando qua. Abbiamo tranquillamente delle città italiane che vanno su euro. Qua invece stiamo ragionando su una fascia che va intorno allo 0,30 per click, che è una metrica abbastanza bassa. Quindi in realtà c'è ancora spazio se vogliamo far bene. Okay? E il numero di annunci medio, quindi la competizione che c'è su quelle ricerche dell'utente, è bassa. Occhio, non stiamo dicendo che su Olbia, ad esempio, ad agosto è bassa. No, questo è un cluster sui 12 mesi, su tutte le città, che si spalma, quindi immaginatevi probabilmente a Orroli c'è meno competizione, con tutto il rispetto per Orroli, no? Però per farvi capire. E l'altra cosa, non aspettiamo ad agosto, quando ci accorgiamo, voi non lo fate e non era riferito a voi, però ci sono molte persone che aspettano agosto, ma a quel punto sì che costano tantissimo. Bisogna anticipare. A parte di accommodation invece, che cosa leggiamo? Caspita, più 22% dei termini di ricerca, sta andando benissimo il mercato a livello nazionale, peccato che i click siano flat. Ok? E aumenta ancora di più la parte informativa all'interno del motore di ricerca. Benissimo. Quindi noi stiamo sfruttando questo filone per la Sardegna, giusto? Lo vediamo dopo. A livello di click e costo per click, vedete che oscilla tra 0,25 e 0,35. Di nuovo è un costo che è decisamente abbordabile. Non parliamo di costi altissimi. È ovvio che io ho un punto di visione differente, però su questo la dovete prendere per fede, questo passaggio, ok? Questo CPC, questo costo per click, non è poi così tanto alto. Crociere, perché vi ho inserito crociere? Di nuovo, se io ho un'attività privata, come tutte le attività private è a scopo di lucro,
mi trovo e mi cerco delle idee per andare a gestire delle campagne che mi portino business. Nel momento in cui arriva la crociera, io di Quarto Sant'Elena, quindi parlo in questo caso e critico Cagliari, ma non la sto criticando, è un'osservazione positiva. Quante volte abbiamo letto che arriva la crociera e sono i negozi tutti chiusi? No? Benissimo, non mi interessa a me quello, perché quello è ownership di qualcun altro. A me, azienda privata, mi interessa perché in realtà può diventare una leva molto interessante quella. Se io faccio sapere che il mio servizio c'è attivo quel giorno e sono uno dei pochi, io spacco e vi dico, c'è chi spacca davvero usando queste leve. Ok. Nel caso delle crociere vediamo che invece il business è flat a livello informativo e i click scendono. La realtà è che l'interesse sta leggermente scendendo su questo filone. Però che cosa vuol dire? Che agganciandomi ai picchi di arrivo su Cagliari, Olbia o dove voglio, io posso intercettare le persone che scendono dalla crociera, sul digital si può fare questa cosa, presentarle ad esempio sui social, anche sul motore di ricerca, il pranzo a buffet, oppure il noleggio di bici, no? Più attività a tempo ridotto, e andare a conversione, quindi a vendere online con una facilità significativamente più alta. Trend locali, benissimo. Vediamo cosa succede a livello sardo invece. Allora, quello grigiolino che vedete sullo sfondo è il trend nazionale. Non considerate le altezze, cioè sono presi, appiccicati sopra solo per vedere gli andamenti e le curve. Ok, le volumetrie ovviamente sono completamente diverse. Vediamo che per i temi di ricerca voli per Sardegna, le ricerche mensili sono 18.100. Che cosa vuol dire? Che 18.100 volte su Google viene cercata la chiave voli per Sardegna in media. Ok, quindi avremo dei picchi e dei punti più bassi al mese. Sì. Poi immediato abbiamo trovato la volumetria annuale, poi immediata. Già qui mi viene da dire, ma chi è che cerca voli per Sardegna? Vabbè, è un altro discorso. Il valor medio in questo caso sale, quindi il costo va verso gli 0,40, ma diciamo che ci interessa tanto quanto, perché qui di player lato volo ce ne sono pochi, giusto? E se io volessi comprare quel traffico per vendergli invece i miei servizi, quel CPC in realtà mi interessa molto, perché io agganciandomi all'arrivo su una città anziché sulla regione, di nuovo gli vendo i servizi, quindi quel costo per click entra nella mia strategia, voglia che entra nella mia strategia. Notate un'altra cosa, mentre i trend nazionali sono decisamente più spalmati, noi lo sappiamo benissimo, siamo belli in picco. L'avete detto anche all'inizio, no? Eccetera, eccetera. Purtroppo questa campana dovremmo cercare di allargarla. Cosa è successo l'ultimo anno? Secondo voi cosa è successo? Perché c'è questo picco precedente che sembra andare in direzione differente rispetto ai picchi degli anni precedenti? Vi ricordate la slide dei voli? Iniziata a gennaio? Bene. L'utente cerca informazioni. Qua non vi sto dicendo quando arriva, occhio. Slide successiva. Andiamo all'estero e guardiamo che cosa cercano gli utenti. Quindi Fly to Sardinia, cosa cercano quando vengono verso, anzi, quando decidono di venire verso la Sardegna? Le campane si allargano significativamente. Guardate, torno indietro. Vado in avanti, vedete che sono belle più allargate. Quando ci diciamo, e ce lo diciamo sempre, i turisti iniziano prima, verissimo, ma finiscono anche dopo. Questa è un'opportunità. Perché? Perché nel momento in cui ho un noleggio di barche a vela e iniziano ad andare in scarico a settembre, probabilmente le mie campagne le devo portare su driver di lingua differenti dall'italiano. Ok? Qua continuiamo a vedere altri trend, volumetrie, sul cosa vedere a. Vi ho messo cosa vedere a Cagliari perché aveva i volumi più alti, semplicemente per quello, ok? Che cosa vuol dire? L'utente prenota, dopodiché inizia una fase informativa su che cosa devo vedere però, dove sto andando. Bene, perché mi interessa questa informazione? Perché a questo punto ho la certezza che ha prenotato. Prima avevo il dubbio, prenoterà, comprerà il volo, adesso non ce l'ho più. Questo qua deve diventare mio cliente a questo punto. L'altra cosa carina è che in questo caso la campana è bella spalmata. E se la vado invece a gestire per città, però questo è un dato sporco ovviamente perché ci sono anche i residenti che si spostano nella regione, ok? È bello flat. Cosa vedere a Oristano? Cosa vedere a Tortolì? In questo caso mi potrei fare uno zoccoletto duro di volumetria di ricavi.
quando abbiamo visto il dato su che cosa cerca, degustazione vino, eccetera, eccetera, vi ho detto che avevamo costruito dei cluster ad hoc. Questi sono 2 esempi di cluster ad hoc. Già le slide sono 60 così, metterveli tutti in queste slide era impossibile, anche perché vi sto tartassando già così. Però qua vedete, questa slide, soprattutto il primo grafico, smonta delle convinzioni significative. Quante persone vi hanno detto, la bici, le gite, eccetera, eccetera, è un driver che sta spopolando? Bla bla. No, meno 23%. Quando dobbiamo puntare su servizi e accessori per la nostra struttura, probabilmente seguire la moda non è che sia proprio la scelta migliore, perché ci sono degli indicatori che precedono la moda e ci dicono come cambierà quella moda. Questo non vuol dire che abbiamo avuto il meno 23% di business per chi offriva quei servizi, no. Vuol dire che gli utenti hanno cercato in media il 23% in meno e quindi arriverà questa flessione. Non è ancora arrivata. Okay? Quindi se io dovessi aggiungere dei servizi accessori oppure a livello di regione dovrei ragionare su degli eventi, probabilmente devo andare sul filone enogastronomico, che invece registra un più un 21%, con curve che sono diverse rispetto a quelle che vedevamo prima. Guardate com'è più flat, com'è più spalmata, perché ovviamente c'è anche il driver regionale, interno, eccetera, eccetera, però mi riduco il picco che invece vedo sulla parte bici. Considerate che post-Covid probabilmente c'è un impatto anche di quello. Post-Covid volevamo l'aria aperta, volevamo poca gente, no? Lato accommodation, e qua si smonta tutto il castello. Prima vi ho detto che a livello regionale, e capite perché vi ho fatto vedere prima quelli nazionali, no? Abbiamo detto che l'interesse e la ricerca informativa era cresciuta del 22%. Quando replichiamo il cluster, lo portiamo sulla Sardegna, è cresciuto dell'1%. E siccome ci aspettiamo che i click non siano proporzionali, questo si trasforma in questo. A livello nazionale, quindi il numero di click era più 1%, quindi abbiamo messo flat, a livello sardo è meno 6. Che cosa vuol dire? Che a livello nazionale l'utente si informa e sceglie una destinazione. A livello sardo la parte informativa sta sotto il livello di pareggio. Stiamo interessando meno su un motore di ricerca, non mi permetterei mai, ok? Dobbiamo inventarci qualcosa per rientrare in quei flussi là e stimolare l'attenzione. Altrimenti qua abbiamo un tema. Questo non è abbiamo fatto meno 6% quest'anno, C'è meno interesse e questo è un dato certo. Il CTR scende, ma quello si leggeva già dai numeri, quindi la percentuale di click sui risultati, e invece il CPC, è il numero di annunci, sale. Questa in realtà per una persona tecnica è una dinamica normale. Che cosa vuol dire? Sono scese le ricerche, tutti le vogliono comprare, siccome c'è un'asta dietro il modello, il costo sale. Ok? I più bravi vinceranno. E quello è scontato. E anche chi è partito prima, però poi vedremo il perché. Il numero di annunci medio, come vedete, a livello nazionale è più basso che regionale. Questa come si legge? Vi ho detto, questo è un cluster su tutti i comuni presenti nel perimetro, quindi in realtà se fate dei test e andate a vedere chi sponsorizza un annuncio su Poggi Bonsi è Booking.com, fine. Se andate su Milano sono 75, se andate su Olbia ad agosto sono tantissimi, se andate a Olbia adesso magari sono 3 o 4, no? Se andate a Isola dei Liri nessuno, eccetera, eccetera. Non fatevi fregare, ok? Benissimo, ma quindi cosa dobbiamo fare noi? Proviamo a prendere l'intelligenza artificiale e portarla a bordo e trarne vantaggio. Cos'è l'intelligenza artificiale? Lo sapete? Chi conosce ChatGPT per alzata di mano e chi lo usa? Benissimo, non c'è bisogno che ve lo spieghi allora, però c'è bisogno che vi dica che il digital inizia prima di ChatGPT. Che cosa vuol dire? Che Google lanciò un algoritmo a un certo punto, era il 2019, che si chiamava BERT. È l'algoritmo che ha permesso il cambiamento da keywords a semantico. Anche prima nello speech hanno accennato questo passaggio. Che cosa vuol dire? Ponte Vecchio oppure un Ponte Vecchio, no? Quell'approccio semantico lì. Con questo aggiornamento qua di Google cambiò quello. La T di BERT sta per Transformer, è la stessa di ChatGPT.
T, ok? L'ha lanciata Google nel 2019 però. Quindi chi sta nel digital già nel 2019 era lì a sbattere la testa contro il muro a pensare come tirar fuori delle idee e ha capito però molto bene, io questa ve l'ho detta 3 anni fa, che il dato diventava fondamentale. Il dato, se vi ricordate, questo è difficile ricordare, il dato di prima parte. Perché quello è, come la parte di recensioni, assolutamente un asset aziendale. In alcune operazioni M&A che ho visto viene valorizzato a livello economico, ma in maniera bella precisa. Quindi facciamo tutto con l'intelligenza artificiale? Non provate a dire che ho detto questa cosa perché me ne vado adesso. Ok, questa è una mail che ho ricevuto, cos'era, a marzo. Gentile Roberto, e già vuol dire che non mi conoscono, perché gentile, spero tutto bene. Utilizzate già l'intelligenza artificiale con l'intervento umano per i contenuti semplici come le schede prodotto? Scrivete le vostre schede prodotto, scrivete i vostri cataloghi con l'intelligenza artificiale? La risposta deve essere una e una sola. No. Mi faccio aiutare, mi faccio dare spunti, la riscrivo, eccetera. Perché per un anno ho detto si arriverà a un asintoto qualitativo, ovvero i contenuti dell'intelligenza artificiale verranno creati da contenuti dell'intelligenza artificiale, motivo per cui saranno verosimilmente tutti uguali nella microverticale. Quindi Google a un certo punto cosa farà? Lancerà un algoritmo per penalizzare questi contenuti e tutti mi dicevano che ero fulminato. È stato bellissimo la mattina che ha lanciato, io spicciavo. Belli, sono soddisfazioni queste. Che cosa è successo? 3 algoritmi successivi vanno a penalizzare i siti con tantissimi contenuti creati dall'intelligenza artificiale. Per ora siamo sulla soglia del 50%. Ok, quindi che cosa vuol dire però? Che non la devo sfruttare? Non la devo sfruttare, ma per sfruttarla io devo avere i dati miei, non i dati degli altri. Poi un altro discorso è la do all'intelligenza artificiale oppure no. Per avere questo dato, il dato deve essere dato di prima parte per creare un vantaggio competitivo rispetto agli altri. Che cosa vuol dire? I dati delle mail, ad esempio, gli iscritti alla nostra newsletter, i dati del nostro CRM, quelli sono tutti dati di prima parte. Chi ha Google Analytics sul proprio sito per alzata di mano? Quelli sono di terza parte. Giusto? Sì. L'anno scorso, no, 2 o 3 anni fa vi dicevo, preparatevi perché ci sarà un problema a livello di dato. Il GDPR ci porterà a una regolamentazione più stringente e poi abbiamo un dato che esula dal GDPR che passa negli Stati Uniti. Nessuno si ricorda di questa cosa, ovviamente il problema c'è stato. Risolto, benissimo, ce n'è uno nuovo. Google Analytics gira con una tecnica che si chiama Consent Mode 2, che non è GDPR compliant, motivo per cui stanno per cassare di nuovo il dato. E chi davvero, le OTA, le grandi OTA, no? Lavorano con quel dato, o hanno il dato di prima parte oppure avranno grossi problemi. Peccato che loro il dato di prima parte ormai ce l'hanno, è bello forte. Quindi il tema non è il dato, lo uso, non uso, come lo uso e come lo leggo, bellissima la slide del 9 rovesciata, eccetera, eccetera. A volte il dato sta dove non ho il dato. Ok? Questa immagine l'avrete vista 1000 volte, no? Inizialmente i punti rossi sono i colpi di proiettile che questo aereo di ritorno alla base durante la seconda guerra mondiale aveva sulla carena. E la prima analisi disse: dobbiamo rafforzare le zone macchiate di rosso. Giusto? È giusta come informazione? No, perché solo gli aerei che tornavano avevano quei buchi. Quelli che non tornavano ne avevano altri probabilmente, ed erano le zone bianche. Quindi traccio il dato, ma come lo vado ad analizzare? Di nuovo, bellissima la slide del 9. E soprattutto come lo vado ad utilizzare. Qua vi do un paio di idee. Allora, considerate che 3 anni fa vi dicevo, l'87% dei viaggiatori a marzo non aveva ancora deciso la loro destinazione. E mi sa che non siamo molto lontani da quel dato, neanche nel 2025. Bisogna essere presenti, ma differenziarci. Bisogna essere differenti rispetto al mercato. Questa ve la presentavo già 3 anni fa. Inbound strategy, qualcuno dice sì, mi fa molto piacere. Che cosa vuol dire? In una situazione in cui il dato di terza parte diventerà un problema ed è evidentissimo a tutti, dobbiamo crearci degli elenchi di utenti con delle caratteristiche specifiche. Vi faccio un esempio. Il titolo di questo slot, come si chiamava? Diceva che dovevamo essere? Innovazione, tecnica e buon senso. Il buon senso ve lo metto io in questo momento, oltre a tutti gli altri pezzi. Che cosa vuol dire? Settore bimbo.
Se io scrivessi dei contenuti, è lo stesso esempio di 3 anni fa, scrivessi degli esempi sui test da fare al terzo mese di gravidanza, ok? Il 97-98% delle persone che leggono quel contenuto è di sesso femminile. Io potrei generare un elenco di utenti e poi creare delle campagne che seguono quell'utente per 9 mesi. Tecnicamente si può fare. Il buon senso mi dice che sarebbe una schifezza e non lo faccio. Ok? Poi entra il GDPR, eccetera, eccetera. Ma per farvi capire quanto è potente, per un brand che vende GPS per la nautica, loro ci hanno detto non provare a mettere la keyword GPS nautica su Google, cioè non comprarmi con la chiave. Perché? Perché noi vendiamo per gommoni, per yacht, per navi militari. Noi siamo in grado, attraverso questo progetto, di sapere se l'utente che ci sta cercando è interessato a comprare il GPS per il gommone, per lo yacht o per la nave militare, ma non ce l'ha detto da nessuna parte, perché lo catturo sugli interessi. Scrivo dei contenuti, ad esempio, sulla antivegetativa elettronica. Antivegetativa elettronica è un giochino che costa migliaia di euro, ti serve quando è uno scafo significativamente grande, ok? Prendo quell'informazione, lo metto su una campagna e dico questo utente ha uno scafo oltre i 35 metri. Lo unisco a un'altra informazione sempre attraverso il contenuto, eccetera. Quindi avete un noleggio gommoni? Avete una struttura ricettiva a target alto? Oppure una struttura ricettiva a target basso? Un progetto di questo tipo a livello di contenuti che vi potete fare in casa a costo quasi nullo, vi cambia e vi dico, vi innalza il tasso di conversione oltre del 100%. Quindi fate una campagna, raddoppiano le performance di quella campagna. Altri giochini. Un minuto ho finito. Era 1 ora e mezza però all'inizio. Allora, avete NCC? No? Benissimo. Ci agganciamo all'informazione degli scioperi su Google, contiamo il numero di notizie, questo si può fare con uno script, chiedete al vostro sviluppatore, sono 6 righe, conta il numero di notizie, spinge le campagne su Google nel momento in cui c'è un problema a livello di trasporti e voi il giorno fatturate molto di più e così via. Altra informazione, sono davvero 3 o 4. Abbiamo dei servizi a target alto, la nostra struttura ricettiva è posizionata molto in alto, non fate campagne con informazioni all'interno della campagna tipo reddito pro capite e densità di popolazione. Esistono dei database online aperti a cui agganciarsi. A livello di campagna io passo l'informazione sulle zone a reddito pro capite più alto e vado a insistere su quelle posizioni. Qua in sala sicuramente c'è qualcuno che già lo fa, perché ha decisamente senso farlo, ok? I vostri competitor probabilmente lo fanno già, per quello vi dico, bisogna accelerare. E il meteo, questo ve ne parlavo già 3 anni fa, nel momento in cui piove da qualche parte, noi in Sardegna abbiamo il sole. Vogliamo non sfruttare questa cosa? Esistono dei database open che ci dicono in quel momento in quello zip code fa 3 mm di pioggia, ne fa 7 e noi dobbiamo insistere e passare questa informazione alla campagna e si può fare tecnicamente in maniera molto agevole. Infine, nel mondo dell'e-commerce ormai grazie all'intelligenza artificiale è possibile sapere il tasso di conversione che avranno domani le nostre attività. Abbiamo preso 2 modelli, 2 LLM, li abbiamo istruiti con dato storico, per quello vi dico vi serve il dato della vostra azienda, altrimenti non le fate più. Queste cose oggi sul mercato non le notate ancora, ma fra 5 anni sarà il pane quotidiano. Senza dato avete un gap ormai troppo grande. Noi decidiamo l'investimento di domani, oggi, e soprattutto decidiamo il ritorno dell'investimento che siamo pronti ad accettare da quell'investimento, ok? Con un tasso di errore del 2%. Se dico che il tasso di conversione è l'1%, 0,9, 0,98, 1,02, cioè è esatto. Grazie mille. Grazie Roberto. Gianluigi, siamo... Grazie. Ecco, sì. ci sono. Grazie Roberto, tantissimi spunti interessanti, siamo un po' in ritardo, però avremo modo di approfondire, chiaramente anche i dati verranno poi forniti. Passiamo adesso all'ultima analisi, quella sui dati del traffico aereo, giusto? Però la introdurrà Antonio perché mi sa che tu viaggi spesso per quello. Abbiamo
tagliato un pochino, ma non per darvi meno dati, perché poi nell'economia della giornata abbiamo ancora tanti interventi interessanti, quindi vi faccio soltanto un flash, perché gli appassionati di call to action sanno che ci divertiamo ad elaborare dati, a farvi vedere la tendenza su base ventennale, in modo da capire che cosa è successo, cosa sta succedendo e se siamo sempre sul trend. Per poi lasciare la parola al professor Fancello, che entrerà nel merito dell'andamento di porti e aeroporti. E allora chiedo alla regia se mi assiste, anzi aspetta, prendo io direttamente il telecomando. Ok. E allora, risparmiandovi, eccola qui la nostra serie storica. Perché ci serve questa serie storica sempre dei nostri 20 anni? Tra l'altro l'ho condivisa con alcuni dei protagonisti di questa giornata anche nelle scorse settimane. Ci fa vedere come eravamo messi 20 anni fa, e in questi 20 anni c'è di tutto. Non c'è stata soltanto la pandemia, quel picco verso il basso che ci ha portato a numeri inesistenti, dal quale però ci siamo risollevati bene. Quando oggi sentite dire che abbiamo recuperato abbondantemente i dati del 2019, perché il 2019 è il nostro anno base, il pre-pandemia e il dopo-pandemia, ormai lo spartiacque è questo, però vedete che ci siamo ripresi. Dopodiché si può valutare, se andate a vedere i numeri che vi ho riportato, sì, è vero, siamo cresciuti sul nazionale tanto, abbiamo perso qualcosa sull'internazionale. Questi sono dati rapportati al 31 agosto di ogni anno. Perché al 31 agosto? Perché sono i dati certificati ad oggi sulla base del dato ufficiale. Queste sono elaborazioni fatte per gli aeroporti sui dati forniti dall'ENAC. Essendo noi un'isola è evidente che possiamo monitorare completamente i flussi, quindi non sono i dati dell'osservatorio regionale, ma è la fonte ufficiale ENAC per tutti i movimenti. Allora vedete che sull'internazionale qualcosa l'abbiamo persa, però è evidente che il nazionale ha recuperato molto bene, e è altrettanto evidente che con questo recupero del nazionale il totale dei passeggeri trasportati è evidentemente in crescita. Allora, in questo dato che troverete disponibile online, noi dobbiamo cercare sempre di innestare le nostre valutazioni. Se è vero che 20 anni fa era il movimento iniziale delle low cost che hanno segnato il passo, oggi non possiamo più parlare di low cost, lo sapete, è una visione completamente diversa, lo vedete l'andamento dei prezzi, ve ne rendete conto per il prezzo, ma perché è cambiato il modello di business. Prima avevamo il player territoriale che supportava la low cost, che a sua volta riusciva a generare una serie di prezzo per posto decisamente interessante. Oggi questo modello è cambiato per una serie di interventi normativi, ma perché è cambiato anche il mercato. Allora non abbiamo più la visione della low cost classica, tanto che se vedete anche nelle interviste di O'Leary per Ryan sta molto attento a definirsi una low cost. Un po' ha switchato sull'idea di low fare, ho perso qualche pezzo, in realtà ormai sono delle compagnie aeree classiche, e questo impatta in modo importante anche sulla prospettiva del passeggero, e lo vediamo nella fase di miglioramento dei flussi nazionali e sulla contrazione degli internazionali. Iniziamo a risentire di alcuni elementi. Allora il consiglio che vi do sempre io prima di lasciare la parola a Gianfranco è, ricordandovi che poi troverete online anche un focus sui picchi. Abbiamo studiato i picchi perché? Perché si è parlato di overtourism in più occasioni. È stato un tema dominante, utilizzato, e non lo dico per gli amici della stampa che fanno un grande lavoro, però lo dico perché ogni tanto abbiamo l'abitudine di dire abbiamo avuto un picco importante, siamo in overtourism. Attenti che i picchi li abbiamo avuti in alcune giornate, ma sono state giornate in cui per una serie di concentrazioni il tour operator, piuttosto che l'arrivo di navi, la coincidenza con alcuni periodi di ferie, ci sono state delle coincidenze, sì, abbiamo avuto dei picchi, ma nulla ha a che fare con un fenomeno abusato, l'overtourism, che è un'altra cosa. Poi gli albergatori ce lo spiegheranno bene, perché ce lo spiegano dal punto di vista di chi lo ha vissuto nella gestione del prodotto. Vi faccio vedere soltanto una cosa carina prima di lasciarvi. Ecco, abbiamo calcolato i picchi sull'aeroporto di Olbia, le giornate di picco. C'è stata una giornata in cui Olbia, tra porto e aeroporto, in poche ore ha attratto un numero di soggetti che è uguale agli abitanti medi di Olbia durante un anno. Cioè ne abbiamo girato in una giornata 60.000 persone. Allora immaginatevi una cittadina come Olbia che fa 61.000 persone di media, di colpo ha un transito di 120.000 persone. E allora tutto questo doveva essere gestito agli operatori, perché non potevi dire a chi doveva andare a imbarcarsi esci dal mio hotel mezz'ora prima, perché tanto sono 20 km, perché quei 20 km erano equiparabili in termini di percorrenza alla gestione di una grandissima città, dove non esci alle 6 per fare mezz'ora, cioè non esci 20 minuti prima, esci 2 ore prima. Allora tutto questo ci ha aiutato con questi calcoli anche a
capire meglio gli operatori secondo alcune logiche e a dare un supporto a quegli altri che invece questa logica non l'hanno avuta, sempre perché il dato, sì vabbè ma tu esci, sono sempre a 20 minuti, non ti preoccupare, cambia. E allora in una famosa giornata, vi faccio vedere l'ultima slide, c'è stata una fase in cui sommando le auto che sono sbarcate in 2 ore nel porto di Olbia, sommando la dimensione media di un'auto, 4,5 metri, dalla più piccolina alla più grande, senza considerare poi la pressione dei mezzi commerciali, noi abbiamo generato una fila di 20 chilometri con tutte queste auto. Immaginate l'uscita dal porto di Olbia verso la Costa Smeralda, che era il classico per chi di voi si è trovato in quelle strade, dove ti sei ritrovato in una situazione surreale che non era overtourism, era un fenomeno di quel momento. L'avremmo potuto prevenire? Non lo so. È successo tantissimi giorni? No, non è successo tantissimi giorni, l'abbiamo calcolato esattamente. Su Olbia abbiamo avuto questa situazione per 13 giorni, divisi su 2 mesi, in altri contesti, Cagliari molto meno, Arbatax molto meno, ma è evidente che questi sono fenomeni che noi oggi possiamo, e sono d'accordo con Roberto, il dato ci consente di calcolarli. Noi sappiamo ancora prima della partenza della nave quante persone ci sono dentro. Se noi avessimo un sistema di monitoraggio efficace, ogni operatore avrebbe il suo cruscotto e comunque il cruscotto potrebbe gestire e programmare i flussi e i movimenti in modo più che efficace. Ci arriveremo? Sì, ci stiamo lavorando. Adesso Roberto vi ha dimostrato con Querio che si può fare, ve l'ha dimostrato Datapill, ce lo ricorderà Gianfranco Fancello. L'obiettivo è fare nostro il dato, fare nostra l'elaborazione, gli strumenti sono alla portata di tutti, il vantaggio per voi programmare, farlo in modo attento e creare rispetto al nostro cliente anche una situazione di vantaggio per cui non gli facciamo vivere l'idea dell'overtourism che magari non c'è, ma semplicemente lo aiutiamo a comprendere quella realtà e siamo noi a dargli il consiglio. Questo rientra nel pacchetto della customer satisfaction che fa sempre più la differenza all'interno della gestione del cliente. Gianfranco. Sì, grazie. Antonio, chiedo alla regia se può caricare le slide. Antonio, mi passi il telecomando, grazie. Vi farò vedere un po' di dati. Anch'io userò, come Antonio, due chiavi di lettura, una chiave di lettura ventennale e una chiave di lettura annuale. Partiamo dal dato, come ha fatto Roberto prima, ci ha fatto vedere dati nazionali e dati regionali. Allora, in Italia negli ultimi 24 anni, ricordatevi pochi numeri, questi numeri, il traffico aereo in Italia è cresciuto del 138% dal 2000 al 2024. I dati che io vi faccio vedere 2024, ho fatto una simulazione sull'ultimo mese, perché ho il dato sino a novembre, il dato dell'ultimo mese è il dato dell'anno scorso, quindi è abbastanza veritiero, tanto è vero che c'è sempre un asterisco. Quest'anno l'Italia sorpasserà la soglia dei 200, il dato è in milioni di passeggeri, 138 vuol dire che ha più che raddoppiato. Potete riconoscere l'andamento, diciamo, l'esplosione dei low cost nei primi anni 2000, la crisi del 2008, la ripresa del 2011, la successiva crisi, ovviamente il Covid e la ripresa molto elevata dopo il Covid. Questo è l'andamento sui mesi, i grafici sono sempre uguali, quindi abituiamoci adesso a vedere l'andamento sui mesi degli ultimi 5 anni, dal 2019 al 2024. La curva più in alto è quella del 2024 che performa molto meglio, vedete, abbastanza spanciata. In Italia abbiamo un problema di stagionalità, ma neanche tanto, è un problema abbastanza, la curva è molto spanciata. Vedete il dato più elevato, quello del 2024, vedete una curva tratteggiata, punteggiata, che è quella del 2019 che usiamo sempre come riferimento. Guardate un attimo e vedete che giugno 24 è più o meno simile a luglio-agosto 19 in Italia. Quindi vuol dire che quella quota è abbastanza significativa. Ricordatevi il dato di prima, è 138%. Andiamo subito a vedere noi. Sardegna 2024 siamo molto più performanti, cioè 30 punti percentuali in più, passiamo da 4 milioni, poco più di 4 milioni nel 2000 a
oltre, e quindi quest'anno anche noi supereremo la famosa soglia del 10 milioni di passeggeri, stimiamo adesso 10 milioni e 6, una stima ovviamente perché non ho il dato ufficiale. Comunque la cosa importante è che siamo a un più 161%, quindi miglioriamo di molto la performance italiana. Ma il dato assoluto vuol dire che in 20 anni, e questo vorrei che rimanesse chiaro, in 20 anni sono arrivati 5 milioni di passeggeri in più. Sono arrivati, cioè fisicamente ci sono 5 milioni di passeggeri in più in Sardegna, ok? E questo, come diceva Roberto prima, lo vedremo dopo perché ci sarà un'ultima slide che ci aiuterà a capire dove ci sono un po' di difficoltà. Io mi occupo di trasporti e di mobilità e quindi capite già dove voglio andare a parare. Siamo molto più curva a campana rispetto al dato nazionale. E quindi il dato giallo è 2024, il dato verde è 2019, anche qui dati sono, che vi presento sono i dati che presenta il portale Open Data della Regione Sardegna, che acquisisce i dati dagli aeroporti, quindi sono dati ufficiali che pubblica la Regione. Guardate quanto è, guardate giugno 24 è poco sotto luglio 19. Luglio 19 era avantieri, cioè realmente, lo diceva Silvio Pippo Bello prima, e guardate anche la differenza di quanto la gialla si sposti dagli altri mesi, quindi le performance degli altri mesi crescono maggiormente rispetto agli altri anni, quindi realmente piano piano iniziamo a intravedere un allargamento, però è, abbiamo detto prima, 161%. Questo dato su cosa si trasferisce? Si trasferisce sul rapporto, vediamo, dati nazionali, qui ho presentato, vi faccio vedere i dati dei passeggeri nazionali e dei passeggeri internazionali. In Sardegna, mi sono dimenticato di farvelo vedere prima, il rapporto in Italia tra internazionali e nazionali è ovviamente sbilanciato sugli internazionali, che sono quasi 2/3. In Sardegna invece i passeggeri nazionali sono ancora percentualmente il 63%, il dato è 2023, questo del 63%. Guardate come il nazionali, vedete, ad aprile abbiamo una crescita, abbiamo quel picco che non vediamo invece sugli internazionali, che invece è molto più a campana, è molto più diretto, e soprattutto è un dato che è ancora più piatto. Quindi quei lavori che stanno facendo molto, ce ne parlava l'assessore Cucureddu prima, hanno già e vedono già degli effetti soprattutto sui nazionali. La cosa importante, interessante, è quindi vedere come i 2 mesi che ormai non sono più spalla, soprattutto giugno e settembre, rispetto al 2019 iniziano ad essere comparabili con i 2 mesi classici di picco, luglio ed agosto. Aeroporto per aeroporto. Olbia in 20 anni ha un 190% di crescita, cioè vuol dire che passa da 1,3 milioni a 3,8 milioni, ha quasi quadruplicato. Quindi siamo ben oltre il dato regionale, siamo ben oltre il dato nazionale, e soprattutto, ce lo diceva, ma qui vediamo i numeri, passiamo in un anno da 3 milioni e 2 a uno stima di 3 milioni e 8, in un anno più 600.000 passeggeri. Guardate l'andamento, riconosciamo un po' l'andamento, ma guardiamo subito la crescita che c'è stata nell'ultimo anno. Ma quello che io, quando ho visto il dato poi numerico, ho detto, ma più 190% vuol dire che davvero c'è un peso e un carico sul sistema che in qualche modo va governato. Ecco l'andamento dei passeggeri, ne parlava anche Silvio prima, l'andamento rimane un andamento a campana, anche se vediamo, mentre negli altri anni, negli ultimi 5 anni, i dati, soprattutto quelli dei primi mesi, da marzo, aprile, maggio, giugno, erano tutti abbastanza attaccati, quindi dati abbastanza uguali fra loro, nel 2024 iniziano a staccarsi, quindi iniziamo quella crescita, quei 600.000 in più, non sono relativi solo ai mesi estivi, ai classici 2 mesi estivi, ma abbiamo anche i mesi spalle, poi vedremo come avremo confermato. Cagliari, più 148. Cresce, ma cresce meno, vedete la tendenza, e se vi ricordate com'era la pendenza su Cagliari, era una pendenza un po' più piatta rispetto ad Olbia che cresceva maggiormente. Cagliari che quest'anno supererà anche qui
la fatidica soglia dei 5 milioni, attesa a giorni il fatidico 5 milionesimo passeggero che transiterà a Cagliari, quindi quasi la metà passa per Cagliari. La crescita è una crescita però comunque rilevante, un po' più in basso rispetto al dato regionale e un po' più alto rispetto al dato nazionale. Qui vedete la curva com'è. È una curva totalmente diversa rispetto al traffico olbiese, rispetto al traffico di Olbia, molto più piano. Ovviamente qui non stiamo parlando di turisti, stiamo parlando di tutto il traffico, quindi c'è un traffico naturalmente business, c'è un traffico legato al ruolo che la città ha come capoluogo di regione, legata a una serie di altre e al comparto e alla città metropolitana che sta intorno, però ci racconta molto in termini di attrattività, in termini di capacità, quindi manca quel picco e sempre più sta allargando. Vedete, tra l'altro è interessante che già da un paio d'anni c'è questo picco di aprile che riguarda soprattutto la questione legata ai ponti pasquali a seconda di come si assesta. Invece sull'aeroporto di Alghero abbiamo dati totalmente diversi. E il dato di Alghero ci dice che è vero che sulla 2024 abbiamo un più 140%, ma vi invito a vedere e a guardare il dato del 2009. Il dato del 2009 è 1,5 milioni, che è il dato praticamente simile al dato del 2024 che è 1,6 milioni e qualcosa. Quindi Alghero ha avuto una crescita rilevante, tanto è vero che poi è andato sembrava andasse stabilizzando, poi c'è stata la crisi che conosciamo tutti, quella del 2014, dove c'è stato un crollo, e con un andamento che solo nell'ultimo anno ha registrato un incremento, ce ne parlava anche Silvio precedentemente. Però questo dato di Alghero, appunto un dato che ci dice come un po' sia, diciamo, non ci sia questo andamento in crescita che abbiamo visto negli altri anni. Qui l'andamento, devo dire, anche questo con sorpresa ho visto positiva, ho visto come si è lavorato bene, soprattutto nell'ultimo anno, nel 2024. Guardate quella linea gialla come si separa dalle altre, soprattutto nei mesi di aprile e maggio, e quindi è stato attrattivo, il valore di crescita si è avuto, un po' più di sofferenza invece ad agosto, che non ha avuto il picco rispetto agli altri anni. Dato sui porti, questo è sui porti, trend passeggeri dei porti. I porti invece negli ultimi 5 anni c'è una crescita generale, ma negli ultimi 5 anni sono costanti, quindi non abbiamo rilevato quella crescita, anzi addirittura nel 2024 dovremmo avere un dato che è più o meno simile, se non anche più basso rispetto al 2019. Quindi vuol dire che mentre gli aeroporti agiscono su quella capacità di attrazione, sulla PIL del quale parlavano gli interventi precedenti, i porti come se avessero uno zoccolo duro sul quale vanno a incidere, sono sempre qui, almeno gli ultimi 5 anni si va ad incidere sempre sulla stessa quota, dove ovviamente il porto, il cluster di Golfo Aranci Olbia su un totale di quasi 5 milioni di passeggeri, se sommiamo Olbia e Golfo Aranci facciamo 3 milioni e 8, praticamente il sistema del trasporto navale passa per il cluster Olbia Golfo Aranci. Chiudo con questa slide che sintetizza un po' gli elementi che dicevo prima. A sinistra, allora, che cosa sono queste? Queste sono le isocrone, cioè i punti raggiungibili con la colore blu, vediamo i punti raggiungibili in un'ora dai 3 aeroporti. A sinistra con un'auto privata, quindi considerando rispetto all'auto privata, quindi vedere, abbiamo giallo, arancione e blu, poi il verde è 15 minuti, quindi 15 minuti, 30, 45 e 60. Quello a destra è il trasporto collettivo, cioè i servizi di sistema di trasporto collettivo. Ho volutamente omesso il sistema ferroviario perché non possiamo parlare in Sardegna di una rete ferroviaria perché abbiamo un corridoio ferroviario. Allora, cosa significa questo? E arrivo al punto e chiudo. In una regione dove abbiamo in 20 anni sono arrivati 5 milioni di passeggeri in più, dove abbiamo trend di crescita a 2 se non a 3 cifre, come quelli che abbiamo visto prima, il sistema infrastrutturale in qualche modo qui deve rispondere. Investimenti, durata dei lavori pubblici, durata e capacità di programmare interventi pubblici, perché se no il tema di cui parlava Antonio prima, cioè del fatto che i 20 minuti poi in realtà non è vero che non si possono programmare i ritardi e cosa, bisogna creare e bisogna fare in modo che
il sistema in termini infrastrutturali, in termini di servizi di trasporto, perché quei 10 milioni mica si fermano qui, o quei 2 milioni mica si fermano all'aeroporto di Olbia, e i 5 milioni si fermano all'aeroporto di Cagliari. Quelli vanno, e ora, in questo momento, l'unica capacità che noi abbiamo di offrire servizi è quella con l'auto privata. Ma siccome stiamo andando verso un mondo dove il tema dell'auto privata sarà sempre più a supporto di un sistema di trasporto collettivo, prima noi iniziamo a infrastrutturare e a rafforzare quel tipo di sistema, prima riusciremo a dare delle risposte che siano adeguate a un mondo che cambia. Grazie. Grazie Gianfranco. Bene. Come vedete tanti dati, adesso passiamo la palla agli operatori, Sì. perché gli operatori sulla base di questi dati un po' ci chiederanno qualcosa, un po' ci daranno delle risposte. Allora chiamo subito il professor Francesco Morandi per moderare questa tavola rotonda, e poi insieme con noi abbiamo Antonio Pudu per il gruppo Pudu, in particolare Tirso Hotel Cagliari. Abbiamo Giovanni Sanna per il gruppo Studio Vacanze con tutte le sue strutture alberghiere non solo in Italia, e poi abbiamo Paolo Manca, gruppo Felix, ma con una visione che gli appartiene anche come presidente dell'associazione di categoria. Ricordo per tutti che molti dei dati che avete avuto il piacere di conoscere oggi saranno messi a disposizione, lo faremo nelle prossime settimane. Dobbiamo gestire un problema di liberatori di dati non disponibili, però poi cercheremo di fare la sintesi più efficace possibile. Francesco, tutta tua la tavola rotonda, abbiamo 30 minuti, ma in realtà ne potrebbero servire molti di più per approfondire i temi. Grazie. Bene, grazie Antonio, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Antonio ha già presentato il panel che ci affrontiamo ad ascoltare. Quello che penso che possiamo fare è un po' riflettere sulle cose che abbiamo visto e che abbiamo sentito. Credo che sì, con l'hospitality ripartiamo dai fondamentali, quindi rimettiamo i piedi per terra, torniamo saldamente sull'isola e cominciamo a riflettere un po' su quello che ci aspetta per il futuro, e proviamo anche un po' a riumanizzare il tema, perché dopo tutti questi dati siamo un po' da un lato affascinati perché abbiamo fatto delle scoperte incredibili per alcuni aspetti, e dall'altro un po' terrorizzati perché effettivamente il dato a volte ci inquieta, un po' da interpretare, però a seconda di come lo interpretiamo può assumere significati un po' particolari. Per introdurre il panel soltanto invece un elemento di carattere generale. Come direbbero i miei colleghi e amici economisti, statistici, abbiamo un campione statistico molto interessante. Ci aiuta anche l'ultima slide che abbiamo visto, perché abbiamo operatori, intanto abbiamo fatto una scelta di evitare soltanto i grandi gruppi, e questo non è scontato, perché se confrontiamo la realtà regionale con altre realtà di altre regioni turisticamente molto evolute, facciamo delle scoperte interessanti. Parlavo con un operatore qualche giorno fa che mi diceva: ma cerco un direttore d'albergo, voi in Sardegna siete fortunati perché avete un mercato dei direttori di albergo. Io l'ho guardato un po' perplesso e ho detto: no, ma perché noi viviamo una realtà turisticamente molto evoluta e assolutamente straordinaria dal punto di vista dei margini, come si diceva prima, però siccome sono tutte realtà puntiformi e tutte strutture piccole a gestione familiare, qui di mercato dei direttori non ce n'è. Quindi dati interessanti che riguardano la Sardegna è intanto i gruppi, perché noi abbiamo presenti dei gruppi regionali molto strutturati e molto forti, alcuni in evidente crescita, e poi abbiamo anche però realtà imprenditoriali un po' più piccole. E qui abbiamo rappresentati alcuni gruppi fondamentali. Questi gruppi poi hanno delle caratteristiche molto diverse fra loro, perché abbiamo chi è più radicato nei siti hotel e quindi forse più legato o in parte legato al business travel, chi più al leisure. Abbiamo gruppi invece che sono decisamente strutturati e organizzati per il marino balneare e sono decisamente leisure. Abbiamo un gruppo che si sta espandendo e quindi opera a livello territoriale più ampio, dalla Gallura fino all'Ogliastra. Abbiamo chi invece è più concentrato sul territorio gallurese e ha un prodotto più definito. Abbiamo chi sta crescendo con investimenti significativi nel Sud Sardegna. Siamo geograficamente molto ben distribuiti, anche se l'ultima slide mi ha fatto un po' pensare, perché riflettendoci i fattori di crescita che abbiamo visto anche nel settore trasporti si tendono a concentrarsi da un modello a Y, come si diceva una volta, cioè nord-ovest, nord-est e Sud Sardegna. Adesso si sta passando sempre di più a un modello un po' più nord-est, Sud Sardegna, cosa che
su cui dovremmo riflettere. Abbiamo chi lavora più sugli individuali e chi è più presente sul mercato con vendita diretta, abbiamo chi lavora di più con tour operator, quindi anche qui visioni probabilmente del mercato molto diverse e un approccio rispetto al commerciale un po' diverso. Abbiamo chi fa più vendita diretta, chi vende più attraverso OTA, e abbiamo anche una differenziazione nei mercati di riferimento, perché c'è chi lavora più su un mercato nazionale o comunque complementare nazionale-internazionale. Qualche dato sugli internazionali mi ha un po' inquietato poco fa. Mi aspettavo, come dire, trend di crescita più forti, soprattutto nei mercati di spalla, sugli arrivi internazionali. Invece forse non è così, e questo forse ci può far riflettere. C'è chi invece è più concentrato su flussi provenienti dall'estero, ha fatto grandi investimenti per attrarre turisti soprattutto dal centro e diciamo dall'Europa centrale e da alcuni nostri paesi target di riferimento. Quello che abbiamo visto ci aiuta molto a capire, quindi io farei un primo giro. Poi dopo siamo molto liberi, ognuno dice quel che vuole, anche perché ci conosciamo molto bene, quindi sappiamo già come la pensiamo, però proviamo a fare una riflessione aperta e cominciamo a vedere che impressione vi ha fatto i dati, cioè qual è il dato che vi ha impressionato di più e un po' come la vedete rispetto ai trend che ci sono stati presentati sul mercato. Partirei da, non lo so, il presidente di Federalberghi, giustamente, che per ruolo ha la priorità. Paolo, manca di tu. Usi quello? Sì. Che cosa ti ha colpito di più? Dal più anziano anche. Più anziano sono io, infatti ho preso la parola per primo. Grazie Francesco, grazie a tutti e soprattutto, come sempre, all'aeroporto, perché continua a mantenere un'attenzione con un'analisi sempre puntuale di dati e di ragionamenti che poi ci portano a queste tavole rotonde tra amici, perché ormai sono anni che ci confrontiamo. E quindi chiudo velocemente, diciamo, il cappello istituzionale, perché qui oggi siamo venuti con la maglietta del nostro gruppo aziendale, che ha ovviamente una visione parziale rispetto a quella che solitamente utilizzo da presidente di associazioni di categoria, e che quindi racconta che ci sono delle disparità territoriali un pochettino diverse nella nostra regione e che per le quali abbiamo necessità di fare dei ragionamenti che con l'assessore stiamo già portando avanti, che hanno chiaro e ormai inderogabile, chiara e inderogabile necessità di fare delle azioni che, ricordiamoci che quel ora di raggiungimento della destinazione dall'aeroporto, se poi combiniamo con quanto diceva Antonio Usai nel suo intervento, non si è usciti dal comune di Olbia in un'ora, perché il giorno che ci sono 19 chilometri di coda non si è usciti dal comune, probabilmente neanche dalla sopraelevata. Quindi abbiamo necessità che ci sia una sensibilità diversa dal punto di vista dell'analisi turistica e delle scelte turistiche che questa regione deve fare. Detto questo, torniamo appunto al panel. È palese che i dati che abbiamo analizzato raccontano la verità. Troppo spesso si ragiona un po' da sentimento, un po' da bar, io lo dico sempre. L'analisi del turismo sociologica è stata per anni dominante, oggi per fortuna ne utilizziamo una un pochettino più economica, e quindi con l'amico Mario Romanelli tante volte ci siamo confrontati su quelli che sono i trend. Lui mi rassicura sempre: no, ma la Sardegna è sopra la media, è sopra la media. La verità è che siamo sopra la media in alcuni momenti, sotto la media in tanti altri, perché che purtroppo questa cosa è inversamente proporzionale invece a quanto i turisti ci scelgono. Cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente, se andiamo a guardare lo spaccato mensilizzato, vedremo che in quasi tutti i mesi, escluso luglio e agosto, siamo abbondantemente sopra la media nazionale come percepito di qualità del nostro prodotto, e probabilmente nei mesi estivi questa cosa non avviene, ma non avviene perché c'è un problema di overtourism, non avviene perché semplicemente ancora non siamo strutturati in maniera adeguata per riuscire a fare un tipo di analisi diversa. E qui iniziamo a calarci su quella che è poi la nostra realtà aziendale, che ho visto il taglio che diamo oggi, mi preme raccontare velocemente una realtà fatta di piccole strutture, tra le 30 e le 70 camere, volutamente, perché poi ci sarà Giovanni che ha fatto man bassa di tutto quello che è più grande di 100, 200, 300, a salire probabilmente a strutture che da sole fanno il volume che facciamo noi con 9 posizioni alberghiere. La Gallura anche qui, ahimè, nella mappa è dominante, nel senso che anche per noi la Gallura è il driver che maggiormente ci dà
serenità e tranquillità dal punto di vista operativo, però negli ultimi anni abbiamo fatto delle scelte un pochettino diverse, un po' per ruolo istituzionale. Il mio socio, anche lui, è uno che si occupa di associazioni di categoria, e quindi abbiamo detto: se non ci proviamo noi probabilmente saremmo ipocriti nell'andare a raccontare su tanti tavoli che la Sardegna può fare delle scelte diverse, e allora qualche scelta diversa l'abbiamo fatta con dei costi, perché fare una scelta diversa ha dei costi. Strutture in Ogliastra, dall'anno scorso anche Oristano, anzi Santa Caterina e Pittinurri per l'esattezza, che se no non me ne vogliano gli abitanti, diventa un casus belli. La Gallura a 360 gradi, quindi da Santa Teresa a Porto San Paolo, con tutta una serie di realtà diverse, ma il vero driver che abbiamo scelto è quello di avere un prodotto eterogeneo, cioè noi raccontiamo Sardegna sotto 9 sfumature diverse oggi, e questo meccanismo, devo dire, e qui ho apprezzato molto l'intervento di Querio, perché sono tante strategie che noi abbiamo già messo in atto e ci hanno dato risultati. Con chi ci gestisce una parte del digital marketing abbiamo dovuto bisticciare nel 2021. Vi faccio questo piccolo esempio, perché lui ci diceva: no ragazzi, bisogna investire sul nome della struttura, hotel a Baia Sardinia, quello lì, hotel di Porto San Paolo, oppure la Coluccia a Santa Teresa, si investe sul nome, perché l'unica cosa che dà il ritorno è il nome dell'albergo, perché la gente cerca il nome dell'albergo. Noi dopo 1000 bisticci l'abbiamo obbligato, tra virgolette, a fare una scelta diversa, a fare una scelta di destinazione, e quindi mixiamo quelli che sono i ragionamenti fatti. C'era una slide di Querio dove parlava di far scegliere al cliente prima che cosa voleva, e noi, oltre al modello di destinazione, quindi le 9 località che noi vendiamo, abbiamo montato un modello anche di attrattore della tipologia di struttura, perché abbiamo residence, abbiamo hotel, abbiamo country resort, abbiamo hotel sul mare, abbiamo family hotel, e quindi anche quella era una scelta che iniziava a far andare l'utente che va nei nostri siti tutti i mesi, sono qualche decina di migliaia per fortuna, e ogni volta faceva delle scelte, andava da una parte, e in base a quello poi il remarketing e tutto quello che ne consegue ci permetteva di andare a inseguirlo in maniera corretta. E quest'ulteriore ragionamento l'abbiamo fatto sugli attrattori e le attività, cioè cosa vengo a fare in Sardegna. Quindi noi abbiamo una sezione che si chiama Ispirazioni, tanto per dirla banalmente, che racconta tutto quello che posso fare in Sardegna. Senza falsa modestia, abbiamo una piccola struttura, perché sono 57 camere in Ogliastra, che è di fatto leader in Sardegna dello yoga. Se voi mettete yoga retreat in Sardegna, usciamo noi. Ed è una cosa bellissima, perché oltretutto devo dire il dato quest'anno è la struttura che dal punto di vista del revenue per camera è cresciuta di più di tutti, più della Costa Smeralda, più del 5 Stelle, più di tutti, perché l'Ogliastra ha un trend, anche se in quella mappa di prima, sempre dei trasporti, accusiamo sempre i trasporti che tanto è gioco facile, era bianca, quindi vuol dire che non è raggiungibile, perché ho sentito tanta gente parlare nel mondo, dice no, ma oltre l'ora di distanza dall'aeroporto la gente non ci viene, quindi in Ogliastra non ci deve andare nessuno, e probabilmente neanche a Oristano. Detto questo, invece, vi assicuro che qualche presenza l'abbiamo fatta. E questo meccanismo ci ha permesso di sensibilizzare tutta una serie di attori che hanno deciso di investire insieme a noi, e quindi banalmente i teacher di pole dance. Voi non pensate quanta gente viene in Sardegna a fare pole dance, un numero significativo, e che oltretutto non è neanche una brutta cosa da vedere in aziende, ci possiamo fare anche un pezzo di business divertente. E per questo quindi il nostro modello è stato proprio trasversale e inverso rispetto a quelli già applicati. Perché? Perché palesemente, qui chiudo lasciando la parola, sul mercato c'era già qualcuno un po' più corposo di noi, e andare a giocare sullo stesso campo non aveva senso, ma non perché siamo concorrenti, anzi devo dire che assolutamente facciamo un lavoro diverso, con dei mix di prodotto diversi, magari li vediamo dopo sulla nostra, diciamo, sui nostri cluster e sulla nostra divisione di marketing online. Grazie Paolo, poi faremo un passaggio velocissimo, un flash sull'overtourism, perché insomma, giusto per sfatare qualche mito e chiarirci tutte le idee, ci metteremo un nanosecondo, passerò a tutti la parola. Abbiamo la fortuna di avere schiodato Giovanni, che non è difficilissimo, non è facilissimo da acchiappare, ne approfittiamo, così ci racconta brevemente come funziona, una dinamica di mercato completamente diversa, e anche che cosa lo ha colpito nei dati che abbiamo visto poco fa. Giovanni. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Sanna, studio vacanze. Intanto grazie a Francesco, a Antonio, a Silvio per questa bella iniziativa. Io vado un po' più sul sodo, perché i numeri mi affascinano, ma fino a un certo punto. Allora,
e ringrazio anche l'assessore che molto gentilmente si è reso disponibile a essere qua. Intanto voglio eliminare una parola: overturismo. Cioè, non esiste, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Di fantasia. Ci lamentiamo se non campiamo o ci lamentiamo se abbiamo cose fuori dal mondo. Non so questa fantasia che l'ha tirata fuori, ma non ho proprio idea. Quindi non ci riguarda. Vero è che a me mi hanno impressionato due numeri. Intanto la vendita media a presenza, che mi sembra sia sui 100-110 euro a presenza. E l'altra cosa che mi ha impressionato è il rapporto tra porti e aeroporti, che sono esattamente a metà. E poi dico perché mi ha impressionato. Chi siamo noi come azienda? Noi abbiamo circa 9.000 posti letto. Così adesso, giusto 10 minuti, mi sono fatto due dati. Movimentiamo circa 130.000 persone a stagione. Ho fatto due dati della nostra distribuzione di mercato. 200 posti letto sono sul mercato slovacco, vado in ordine: 300 sul mercato polacco, 300 sul mercato austriaco, 300 persone sul mercato tedesco, a settimana parlo sempre, 500 persone sul mercato spagnolo, 1.000 persone sul mercato inglese e circa 2.000-2.500 persone sul mercato francese, che è un mercato nostro storico. Questa somma fa circa 4.500 posti letto di mercato estero. 300 persone a settimana. Noi siamo più focalizzati sui francesi perché abbiamo iniziato su quello. Quindi noi abbiamo esattamente metà posti letto sul mercato estero, metà posti letto sul mercato italiano. Io apro subito una parentesi a parlare poi di stagionalità, che è un problema serio. Oggi conviene costruire 2 alberghi che lavorano 4 mesi o averne uno che lavora 8 mesi in chiave economica e di economia del territorio. E sia anche per consumo di territorio, perché noi più alberghi facciamo, più consumiamo territorio. Quindi noi dobbiamo focalizzarci molto su riempire il massimo del periodo. Vi do anche un altro dato: noi l'anno scorso abbiamo chiuso a 685.000 presenze e quest'anno siamo a 828.000. Abbiamo preso qualche struttura in più, però c'è un trend in crescita di circa l'8%. Con la parte residence, che noi stiamo focalizzando di nuovo la parte appartamenti, perché stranamente il mercato degli appartamenti è in totale risalita, noi andremo a sfiorare le 920.000 presenze, con una proiezione per il 2025 di sforare il 1.000.000 di presenze. Gli appartamenti poi ragioniamo assieme, perché se c'è una ripresa degli appartamenti qualche significato ce l'ha. Ok, allora io lo dico da imprenditore, che poi io numeri, parole inglesi, paroloni, me conta la sostanza, perché poi, come diceva l'amico Montoni, che oggi non c'è, quello che conta è l'ultima riga a destra dei bilanci, tutte le altre sono chiacchiere. Perché il buon Francesco non è presente, ma lo chiamerò, dice: ma io sotto i 500 euro a notte non vendo. E dice: ma scusa Francesco, ma oggi Ryanair fa pagare un biglietto 30 euro, all'Italia fa pagare 800 euro, all'Italia è fallita, Ryanair è in piedi. Cioè, fatemi capire, se abbiamo i posti letto vanno anche riempiti e non tutti si possono riempire a 500 euro a notte. Allora io mi faccio una domanda: noi sappiamo che il prezzo medio è 100 euro di vendita, ma gli albergatori sanno quanto spendono per produrre quella presenza? Tu di sicuro. Perché la differenza sta là, cioè non che siano di 100-120, ma il margine tra il costo e quello che è l'entrata. Io mi sono portato dietro, non lo faccio mai, ma perché poi Paolo Manca me lo ruba. Noi siamo in grado di sapere numericamente quanto è costato di biancheria, sono un tema di prodotti di cortesia. E lo dico, tanto posso dirlo pubblicamente, siamo in pochi. Noi quest'anno abbiamo speso una media presenza di 42,25. L'anno scorso eravamo a 43,43
ma avendo aumentato le presenze e i costi fissi mi hanno abbattuto un po'. Quindi significa che un cliente che entra a casa mia mi costa 42,43 €. Allora bisogna intanto spiegare agli albergatori che questo è un dato necessario e fondamentale per sapere come poter vendere, perché altrimenti parliamo del nulla. Perché se io vendo a 70 €, ne incasso 100, non ho margine. Se vendo... Siete fortunati, è il numero 1 in Italia, su questo non lo dico io, lo dicono le banche. I numeri di Giovanni Sanna... Se lo dicono le banche è un pericolo. I numeri di Giovanni Sanna sono i più precisi d'Italia, lo dicono le banche serie. Sì, noi spendiamo 42 €, è chiaro che abbiamo alberghi con fascia più alta e con alberghi che ne so, Baia di Conte che ha 1000 posti letto spende, non so, 37 € di presenza media, Baia del Porto che ha meno posti letto ne spende 50. Questi costi sono compresi in tutto, anche l'aumento dell'infrastruttura? No, andiamo per gradi. Cosa è presente qua? Il costo food and beverage, 8,17 €. Il costo del lavoro, vi do un dato, dei 42 € pesano 18,97 € il personale. Quindi questo ci fa riflettere. Qua dentro ci sono anche i costi di manutenzione ordinaria. Chiaramente non c'è l'affitto della struttura o l'eventuale mutuo che uno di cui è proprietario si deve pagare. Cioè, un cliente che entra a casa mia, io so che spendo 42 €. Questo è un po' il dato poi specificato, ma do solo un dato, l'energia elettrica che adesso siamo passati da 2,39 € a 2,72 € media, quindi siamo passati da 1,6 milioni a 2,2 milioni di costo di energia elettrica. Quindi poi dovremmo fare dei ragionamenti tra imprenditori per capire, però questo dato, badate bene, è un dato che tutti gli albergatori, anche piccoli, devono avere e dobbiamo dargli una mano ad averli, perché altrimenti non riusciamo a quadrare l'obiettivo. Perché dico questo? Allora, oggi il prezzo, torno sempre al prezzo di vendita medio, sono i famosi 100 €. Ma io parto sempre da un presupposto, il cliente bisogna portarlo in casa e poi saperlo gestire. Noi su 120.000 persone, 130.000 passeggeri che abbiamo, circa 60.000 fanno un'escursione, cioè noi guadagniamo mediamente da un cliente 6 € al giorno. Mi spiego meglio. Ogni cliente che entra a casa, tra visita in Barbagia, visita alla Maddalena, motonavi, a noi lascia 6 €, quindi quei 100 € diventano 106 € ed è un margine molto importante. E non tutti gli albergatori capiscono che un buon business è là dentro. Perché, ripeto, 6 € su quasi 1 milione di presenze, noi fatturiamo di escursioni e tempo libero circa 6 milioni, che non è poco, ma è un dato molto importante. Probabilmente bisogna mettere su i piccoli albergatori e fare più, come dire, un lavoro di condivisione, perché noi chiaramente con tutti questi posti letto lo possiamo fare, ma uno che ha un piccolo albergo bisogna un po' capire come fare. Quindi dato importante, vendita media, costo della presenza. Io non nascondo una cosa, noi negli ultimi 20 anni abbiamo venduto tutto in vuoto per pieno. Cioè, cosa significa? Che io dico, sai cosa c'è? Io so che spendo 40 €, vendo 80 €, grazie, arrivederci, io mi controllo A, la qualità del servizio, B, i costi in modo maniacale e in teoria so già qual è il bilancio di chiusura di fine anno. Questa è un po' la nostra filosofia, data da un'azienda che è nata non da zero, da sotto zero, quindi di necessità virtù, perché io sapevo che vendevo a 80 e l'operatore vendeva a 120, ma volevo avere la certezza di avere gli 80. E questo è il ragionamento che per noi ha avuto una linea guida in questi ultimi 15-20 anni. Oggi che l'azienda è più solida, stiamo pensando di andare dei 9.000 posti letto a 10.000, metà in vuoto per pieno,
possibilmente sul mercato estero, e metà in vendita diretta. Ci stiamo strutturando, ci stiamo ragionando, ci stiamo organizzando. Certo che per me tutte queste paroloni sono difficili da inquadrare, perché poi io ero abituato a dire ok, vendo a 80 euro, vendo a... quindi dobbiamo un po' fare un salto di qualità, ma insomma ci siamo per questo. Perché guardate bene, fate due conti, 5 euro a presenza in più è tanta roba, cioè, parliamo di 5 milioni di euro di immagine operativo. Torno a un discorso sui servizi un attimo, anche perché è presente l'assessore e voglio... Allora, a parer mio si può riuscire a fare maggior numero di trasporto sugli aerei, dove una persona tra l'altro guadagna una notte di presenza o 2 notti in Sardegna, abbattendo i costi non dell'aereo, perché ormai col mondo low cost entreremo in un mondo fantastico, ma sulle macchine a noleggio. Mi spiego meglio. Noi prendiamo circa 150 macchine che noleggiamo a tutti i nostri clienti, prezzo medio 18 euro. Beh, compriamo il pacchetto, diciamo, le affittiamo con un noleggio lungo per 3 anni, facciamo il costo annuale diviso le giornate e ci dà 18,70 euro. Quindi vendiamo a 45-50 euro e marginiamo bene. Ok, attenzione. Quando arrivano qua in aeroporto paga mediamente una macchina 100-150 euro. Ok, ci siamo? Allora uno non spende 150 euro, si prende il servizio, va in albergo, se ne sta racchiuso. Ma se potesse prendere la macchina a un prezzo, definiamolo giusto, politico, quel cliente un giorno se ne va in Barbagia, un giorno se ne va in Costa Smeralda, un giorno se ne va a Berchidda a visitare insomma, perché là lo snodo dare possibilità, secondo me treni non ne abbiamo, altri servizi non ne abbiamo, come possiamo risolvere il problema? Dando a ogni cliente a un prezzo, non so se mi sto allungando troppo, sì, quindi questa è una cosa che assessore dobbiamo riflettere, fare un bando per gli alberghi che possono acquisire delle macchine a un prezzo conveniente, perché non dimentichiamoci mai che la gente viene in Sardegna per il mare, poi può farsi 2 giorni in Barbagia o in montagna, ma non viene per la montagna, viene per il mare, poi dobbiamo essere bravi a portarli anche in montagna. L'ultima cosa, chiudo, lo dico alla classe politica, non vedo politica, a parte Franco, ma non c'entra nulla, i grandi eventi non si fanno ad agosto. Cioè, queste storie devono finire. Non si può portare a Bodoni Fedez 18 minuti, 120.000 euro ad agosto, perché se portiamo il fisarmonicista, non so se ricordate Tamponeddu, riempie la piazza lo stesso, cioè non è possibile questa cosa. Non è possibile, cioè è possibile una cosa così? No, non esiste. Ok, grazie, io ho finito. Non vale che hai strappato l'applauso. Poi in realtà con Giovanni abbiamo fatto una durissima battaglia contro la tassa di soggiorno qualche anno fa, è stata... abbiamo straperso e anzi l'hai pagato tu, perderemo per sempre, però praticamente è così. Sì, no, noi paghiamo 1,5 milioni di tassa di soggiorno l'anno. Non è uno scherzo, 1,5 milioni di soggiorno l'anno non è uno scherzo. E il comune ringrazia, poi bisogna capire anche con l'assessore, so che Flago Cureddo sta riflettendo molto anche col governo centrale, l'evoluzione della tassa di soggiorno, come potrà funzionare nei prossimi anni. È in agenda che cambierà, è in agenda che forse diventerà una tassa di scopo vera, non adesso che funziona diversamente. Comunque abbiamo avuto una bella lezione di controllo di gestione maniacale da parte di Giovanni, che effettivamente ha fatto i conti per bene e li sa fare per bene, e abbiamo anche capito che esistono dei modelli di business completamente diversi. Giovanni ha anche segnalato un tema sicuramente interessante, che anche lui sta evolvendo il modello di business, cioè nel momento in cui decide di andare in vendita diretta, di splittare sulla vendita diretta a quota parte delle sue disponibilità, in realtà, come dire, sta entrando in un mercato in cui c'è molto più margine e c'è molto più rischio, occorre forse anche molta più, come dire, professionalità. No? Non che non ce ne sia, però davvero è una sfida molto complicata. È davvero un cambiamento epocale anche per la tua azienda. Invece un altro modello molto diverso, Antonio Puddu, sentiamo invece un po' come la vedi e soprattutto come
che cosa ti ha colpito nei dati che abbiamo visto. Poi dopo facciamo invece, io vi interrogo e facciamo una roba più dinamica per chiudere il panel. Sì, mi presento brevemente rispetto ai colleghi che sicuramente sono più radicati, hanno più esperienza nel territorio. Noi nasciamo come aziende di costruzioni, siamo attivi in Sardegna da oltre 70 anni, io rappresento la terza generazione e rappresento un po' la generazione che ha voluto questa diversificazione anche nel settore del turismo. Perché l'ha voluta? L'ha voluta proprio, mi allaccio anche a quello che era un po' il cuore della conferenza, insomma, anche grazie all'utilizzo di dati. Ecco, noi nasciamo come impresa turistica già nella generazione dei dati, quindi non in un periodo in cui ci si doveva basare su dati sociologici, come magari ha detto Paolo Manca, ma ti dovevi basare fin da subito da quelli che erano dei trend di mercato. Quindi per noi questi sono stati segnali di incoraggiamento nell'approfondire questo investimento nella città di Cagliari, che è partito dal possesso di un asset che comunque era strategico. Ecco, la location sicuramente gioca un ruolo fondamentale, credo, nella ricezione turistica, anche per, diciamo, i limiti dei trasporti, diciamo, i limiti che comunque sono presenti nel nostro territorio. La presenza di questo asset su Cagliari è stato motivo che ci ha portato a scegliere questa direzione di investimento. Quello che ci differenzia, magari provo a toccare degli spunti diversi rispetto a quelli che hanno toccato i nostri colleghi. Noi siamo una struttura che lavora 365 giorni all'anno, non so se voi avete strutture aperte anche durante l'inverno, però diciamo, quindi affrontiamo anche quelle che sono delle criticità del vero fuori stagione, cioè non mesi di spalla, ma i veri novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, che sono mesi dove fai un altro mestiere, dove i ricavi accessori, chiamiamoli così, quindi quelli food and beverage, quelli che vengono dal mais, gli eventi fuori stagione sono sicuramente fondamentali per cercare di veicolare un volume d'affari che altrimenti sarebbe troppo fiacco, portato dal room revenue, diciamo. Quindi questi sono sicuramente un elemento che ci distingue. Perché investire nel turismo a questo punto? Sicuramente i dati sono incoraggianti, le presenze, insomma, parlando di più 140% su Cagliari, se non ricordo male, negli ultimi 20 anni per quanto riguarda gli arrivi aeroportuali, più 200% più 300% quasi su Olbia, stiamo parlando di numeri importanti, quindi la domanda c'è. Il problema dell'overtourism, credo anche io, per l'esperienza che ci siamo fatti nei vari confronti che abbiamo avuto in questa diciamo breve esperienza, è un non tema in Sardegna, soprattutto se si va a vedere quelle che sono probabilmente i titani del Mediterraneo. Non so chi ha avuto opportunità di andare nelle isole Cicladi, Mykonos e Santorini, diciamo, per dire quelle un po' più mainstream. Lì parliamo di vero problema dell'overtourism, di vera esperienza che può non essere gratificante, soprattutto a quella soglia lì di prezzo a luglio, agosto e settembre. In Sardegna hai tanto potenziale inespresso, tant'è che insomma non si sente continuamente parlare di nuove aperture. Se ci fosse un overtourism parleremo anche di un tetto raggiunto probabilmente del potenziale di investimento nel nostro territorio. Invece vediamo che la Sardegna è sempre meta ambita dai brand, è sempre meta ambita da nuovi investitori. Noi che in questo momento vantiamo una struttura cittadina, siamo già alla ricerca magari di una struttura sorella al mare, nel senso c'è ancora del potenziale di crescita, pur fermo restando che credo sia un settore fortemente trainato dall'offerta, nel senso che è diciamo una differenza che abbiamo notato con il nostro settore madre delle costruzioni, dove puoi trovi giovi da una mancanza magari di concorrenza, da una mancanza di presenza che fanno nel tuo stesso settore. Nel turismo notiamo che è diametralmente opposto, più presenze, più attività che siano di tutta la filiera Horeca, che siano più ristoranti di qualità, più caffè di qualità, più hotel di qualità, più stimolano la domanda. Quindi questo, diciamo, un po' per chiudere,
tutti i temi toccati anche durante questo panel. Grazie Antonio. C'è anche, segnalo soltanto a chi ascolta che la cosa interessante anche del gruppo Pudo è che lavora con un grande brand, e i grandi brand stanno, in questo caso Accor, Sì. diciamo, il più grande operatore europeo, e i grandi brand, come vedete, stanno cominciando a interessarsi alla Sardegna in maniera strutturata, mentre prima erano timidamente presenti. È arrivato prima Marriott, insomma, poi è arrivato Hilton, a Olbia. Adesso invece vedo che l'attenzione sta spostando, quindi stiamo diventando anche dal punto di vista internazionale una destinazione interessante. Facciamo gli ultimi 10 minuti, 3 flash velocissimi, una battuta a testa. Giovanni, se tu prendi il microfono così ognuno ha il suo. Overtourism esiste o non esiste? Probabilmente qui non è un problema vero, c'è un po' di congestione in alcuni punti di picco e questo l'abbiamo capito. Soltanto un dato storico: la parola è inventata nel 2014 da un giornalista americano che si chiama Rafat Ali, che è il fondatore della più grande agenzia di comunicazione sul turismo, che si chiama Skift, e lui l'anno scorso è uscito dicendo vabbè, adesso abbiamo esagerato, questa roba qui va ripensata, probabilmente l'overtourism è sovrastimato, adesso piace molto giornalisticamente, ma l'abbandoniamo anche noi. Quindi troverete che le grandi agenzie di comunicazione americane, quelle che fanno veramente muovere le informazioni sul mercato del turismo, stanno completamente abbandonando il tema e approcciano in maniera del tutto diversa. Però voi sapete che, diciamo, dopo il crollo 2019-20, dopo la grande ripresa, poi il mantra è stato sostenibilità, poi il mantra è stato innovazione, chiudiamo con un po' di battute. Allora, adesso vi interrogo brutalmente, così vediamo se davvero cambia qualcosa nella prospettiva oppure no. E la prima domanda chiave, Paolo, una battuta, è sostenibilità, ma è un punto chiave a livello aziendale oppure semplicemente, diciamo, un mantra che ci stiamo raccontando e c'è molto, come si dice, greenwashing, ci si guarda intorno, facciamo un po' di finta, usiamo un po' meno la plastica, ma c'è veramente un investimento nell'hospitality sulla sostenibilità? Considerate il fatto che in questa stessa sala abbiamo fatto un incontro con una grande multinazionale del tessile che ha detto chiaramente che loro hanno una linea di prodotti tutti ecosostenibili, costano 3 euro di più, non li compra nessuno. Il ragionamento è esattamente questo. Oggi la sostenibilità, che in realtà in Sardegna dovrebbe essere assolutamente uno dei driver necessari perché commercialmente funziona, ma non dobbiamo evitare esattamente quello che dicevi tu, il greenwashing. Oggi chi fa sostenibilità nelle aziende? Fa sostenibilità solo chi se lo può permettere, quindi chi ha un livello di strutturazione un pochettino più ampio. Perché? Perché fa il paio con quello che diceva Giovanni prima. La sostenibilità analizzata e strutturata in maniera consapevole e organizzata diventa anche fonte di risparmio e quindi fonte di efficienza dal punto di vista del controllo di gestione, dei costi. Banalmente, i dissalatori, mi ha fatto una battuta e ha detto l'acqua del dissalatore mi costa meno dell'acqua di Abbanoa. Quindi è più sostenibile, certo. Funziona meglio dal punto di vista del conto economico, certo. I pannelli solari funzionano meglio, però anche lì, e ne abbiamo già parlato con te Francesco tante volte, la sostenibilità per me non può essere che a 360 gradi, quindi quello che vorrei puntualizzare è la sostenibilità sociale del nostro settore. E cosa vuol dire sostenibilità sociale? Non l'abbiamo detto, ma 9 strutture, 2 aperte tutto l'anno, 5 che fanno 8 mesi, 2 che fanno 6 mesi. Per me un pezzo di sostenibilità passa anche da quello. I nostri dipendenti che fanno tra i 6 e gli 8 mesi come minimo portano e hanno la possibilità di vivere in Sardegna senza dover emigrare ciclicamente ogni anno e lasciano fondamentalmente il valore aggiunto in Sardegna, e dal punto di vista della sostenibilità sociale questo è un passo avanti che fa il paio poi con quella economica e con tutte le altre sfumature. Poi dobbiamo anche essere coscienti che tutto questo ha un costo e in Italia abbiamo una realtà di 30.000 alberghi con 20.000 proprietà. In Sardegna è un po' diverso, più o meno le proprietà sono la metà degli alberghi aperti, cioè 1.000 alberghi, 500 proprietà, quindi siamo già un pochettino più accorpati, ma anche la scelta di oggi di avere i gruppi, e vi parlo della nostra esperienza e vado a chiudere su questa domanda, personale, quindi aziendale, la scelta di unirsi e di fare massa critica con dei soci sardi che si mettono insieme, con tutta una serie di criticità che in Sardegna non sono facilmente superabili. Potete immaginare perché? Perché altrimenti non è possibile sopravvivere in un mercato di questo tipo, perché quelle scelte di cui parlavamo, sostenibilità, crescita, hanno un costo, e quel costo, se spalmato su una dimensione più grande, probabilmente diventa possibile per essere portato avanti. Grazie Paolo. Velocissimo Giovanni, una battuta? Penso che non siamo sulla strada giusta, cioè che gli alberghi stiano facendo poco, bisogna essere onesti e chiari, anche perché danno incentivi per le macchine, non so perché non danno incentivi perché gli alberghi si organizzano, quindi voglio dire, il problema poi è
di sostanza è questo. Mi taccio, una cosa sola, visto che è presente l'assessore. Il problema sociale, sostenibile sono i dipendenti e gli alloggi dei dipendenti. Ah certo, questo qui in allora, Gallura è un tema è una gravissimo, situazione certo. drammatica, anche perché noi non possiamo permetterci di avere dipendenti in appartamenti, in case che non siano all'altezza della dignità umana. Allora io mi sono permesso di parlare con l'assessore, ne ho parlato già con l'assessore urbanistica, e senza fare volumetrie nuove, senza inventarci niente di cubature, come qualche mio collega dice, ma facciamo... No, è bravissimo. Io ho dato l'idea all'assessore, speriamo che la condividiate, di fare delle casettine mobili a tempo, 6 mesi, le posizioni a ridosso degli alberghi, e diamo dignità ai dipendenti, perché veramente non è più possibile che i dipendenti non abbiano degli alloggi all'altezza delle... Insomma. E quando si dice buon senso, una proposta di buon senso ce l'abbiamo. Antonio? Spero che l'assessore se la faccia sua. Ma vedo che annuisce, quindi abbiamo buone speranze. Antonio, velocissimo, che poi dopo vi interrogo ancora su 2 cose, abbiamo 2 minuti. Ok, sì, sul tema della sostenibilità, come dicevi prima, noi siamo un hotel in partnership con Accor, un'azienda con 9.000 e passa hotel nel mondo, con chiaramente quotata in borsa, chiaramente questo tema della sostenibilità ambientale è delicato per questo tipo di multinazionali. Noi abbiamo circolari di base settimanale su che cosa aggiornare quotidianamente e rappresenta standard internazionali, quindi voi siete un po' più strutturati, ma sostenibilità digitale, visto che si è parlato molto di intelligenza artificiale, impatta o non impatta? Cioè questo fantastico mondo della AI funziona o non funziona? Lo usate o non lo usate? Noi lo utilizzano per quanto riguarda l'hub centrale di Accor, perché noi abbiamo delle mansioni separate per quanto riguarda il sales e marketing, quindi le attività diciamo global le fanno loro, e quindi loro lo utilizzano. Ci sono dei risvolti che vorremmo utilizzare per l'intelligenza artificiale per cercare di contenere quello che può essere il costo del personale su base annuale, soprattutto per quello che riguarda i mesi invernali e anche per andare incontro a una soluzione verso la carenza del reperimento di personale. Diciamo che alcune dinamiche potrebbero essere anche adottate, quelle di intelligenza artificiale. Mi riferisco prevalentemente alle dinamiche di reservation, essendo noi anche un hotel che fa sì, che è una prospettiva un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima, perché prima parlavamo di commercializzazione del prodotto, adesso invece stiamo dicendo invece di organizzare aziendalmente sfruttando il driver dell'intelligenza artificiale. Giovanni, ma voi la usate? Ci credi? No, è sempre... usa il mio. Sì, ci credo, ma uso la mia di intelligenza. Giovanni Sanna usa l'intelligenza naturale e devo dire che per ora i risultati lo premiano, quindi non possiamo dire nulla. Paolo, esiste o non esiste? La usate? Sì, Voi sì. Assolutamente ci siamo attenti, stiamo valutando tutte le nuove implementazioni già viste anche oggi e raccontate. Bisogna capire che però non c'è la sostituibilità dell'uomo. Sotto vari aspetti, e che soprattutto il degrado della qualità del servizio nel momento in cui ci si abusa può diventare un problema, quindi onde evitare, diciamo che stiamo agendo con piccoli passi in modo da avere sempre sotto controllo e la centralità del servizio anche nel nostro modello di business e quindi della realtà umana è ancora di fatto importante anche in funzioni che banalmente vengono automatizzate, e quindi alcune funzioni sono già automatizzate con appunto sistemi di intelligenza artificiale, però c'è sempre un controllo e un feedback dal punto di vista umano. Gol del 90° minuto, ma questa cosa, cioè vediamo i trasporti come un'opportunità, grandi, il bando per i collegamenti internazionali, crescita degli americani, crescita dei brasiliani, crescita degli australiani, crescita dei mercati cioè dell'est Europa. Siamo pronti? Pronti? No, dobbiamo lavorarci. La verità è questa. Dobbiamo ancora correre per metterci in linea. Io racconto sempre che
per anni, dal 15 al 19, abbiamo raddoppiato ogni anno, anno su anno, i francesi senza aver investito €1. Grazie a Giovanni. Sono tutti i suoi Che francesi, li portava. quello sì. E quindi eravamo pronti, no? Avevamo pensato che quello fosse un mercato potenziale, sì, però alla fine ci sono piovuti addosso e come sempre è successo in Sardegna negli ultimi 50 anni per il turismo, ci piovono addosso alcune cose, poi più o meno iniziamo a prepararci e ad organizzarci per gestirli. Oggi andiamo, facciamo campagne, facciamo attività, digital marketing, tutta una serie di iniziative, parlo ovviamente aziendalmente. Ecco, questo percorso di crescita e di formazione non si deve mai interrompere, ma farlo a livello regionale è la cosa più complicata. Abbiamo qui l'assessore, sappiamo già in che direzione dobbiamo andare, le 3 paroline magiche DMO, ne abbiamo parlato con voi dell'università in maniera costante, c'è un panel questo pomeriggio, è palese che sulla destinazione, lo dicevano anche gli amici di Travel Appeal, ma lo hanno ricordato un sacco di studi universitari, una destinazione che performa a qualche euro in più di prezzo medio rispetto a una destinazione che non performa, quindi ragioniamo anche su quello, perché poi su quell'ultima riga di bilancio già citata abbiamo bisogno anche del supporto della destinazione e quindi il no è una sfida per dire organizziamoci ancora meglio, perché il vero vantaggio di essere un passettino ancora in ritardo è quello che possiamo ancora aggiustare il tiro e fare le cose meglio. Antonio, siamo pronti per gli americani, brasiliani, portoghesi, australiani e nuovi mercati? Io credo di sì, nel senso quello che abbiamo registrato a grande sorpresa su Cagliari nella nostra struttura era che gli statunitensi erano il secondo mercato straniero, quindi comunque con una forte presenza anche di brasiliani che mi sembra fossero il sesto, con un'alta spesa per persona, che vengono con un potere d'acquisto che la Sardegna la trovano veramente accessibile. Riscontravamo che andavano via dall'hotel pensando di pagare poco per quello che veniva offerto dalla destinazione, quindi io ritengo che comunque ci sia spazio per accogliere già con un volo diretto. Credo che il mercato americano già guardi con estremo interesse alla Sardegna. Giovanni, è vero anche per te? Poi chiudiamo? Sì, assolutamente sì, anche perché secondo me la destinazione di alcuni paesi la fanno i trasporti aerei. L'iniziativa dell'assessore mi sembra sul versante giusto, ma non per i 200-300 posti in aereo, ma perché proprio dà un segnale di apertura a un nuovo mercato. Okay. Grazie mille, io vi ringrazio tanto, devo dire che è stato anche interessante ascoltarvi al di là delle aspettative e quindi avete un rating, no ma avrete un rating, dopo facciamo vedere i dati che vi stupirà. Chiudo dicendo che gli albergatori, si possono chiamare così, credo nobilmente, hanno veramente riportato il tema su un piano più umano e anche molto pratico, e questo per noi è un grande vantaggio. E chiudo con una parola meravigliosa che a me colpisce sempre quando parlo con gli albergatori e che ha ricordato Giovanni poco fa, e dice: quando qualcuno entra a casa mia, e questo secondo me fa ancora nel mondo la differenza. Grazie a tutti, grazie Francesco. Vi ricordo che la sessione pomeridiana inizierà alle 14:30, sempre in diretta. Avremo Giuseppe Iar che è collegato con noi, e poi altri 2 interventi di valore, che sono uno dalla Germania e l'altro invece che ci consentirà di avere una prospettiva internazionale sull'innovazione. Grazie ancora, ci vediamo tra un'ora. Si collegherà con noi il vice direttore di Trentino Marketing, in modo tale da avere anche una voce fuori campo. Grazie.